Questa mattina abbiamo sentito Titta Fazio, poi Francesco Bertola della ISDE di Vicenza, poi che ha spiegato la ricerca che stanno facendo, straordinaria secondo me. Prima aveva parlato Vincenzo Cordiano, altro personaggio dell'ISDE che mi pare non ci sia in questo momento. Insomma, l'ISDE oggi ci ha presentato veramente due pezzi da 90. Poi abbiamo sentito Donata Albiero che ha spiegato gli interventi nelle scuole, insomma, ha detto un centesimo delle cose che fanno nelle scuole, ma abbiamo capito che insomma, quanti studenti avete contattato? 7.000, insomma, una cosetta, insomma, una bazzecola. E poi Mattia Donadel che ha chiuso la mattinata parlando dell'incenerimento dei PFAS e di tutte le altre porcherie e della mini ricerca fatta, che nonostante fosse mini, vi assicuro che anche sui giornali veneziani, per chi non li vede, ha avuto un impatto enorme. 4 uova, io non ho mai visto 4 uova che riempiono pagine di giornali, insomma. E questa è stata una intelligenza, veramente una grande intelligenza del Comitato No Inceneritori, perché hanno dimostrato che a fare le cose anche piccole ma fatte bene, perché sono andati da istituti di ricerca a farle analizzare, non l'hanno fatto loro in cucina, insomma. La cosa ha avuto il suo effetto e secondo me ne avrà molto di più in seguito, perché la cosa continuerà. Siamo al pomeriggio, sentiremo per primo l'intervento di Gianluigi Salvador sulla questione pesticidi, ma non voglio spiegare e non solo, appunto, so che la cosa sarà più larga. Claudio Lupo, medico, sulla questione invalidità e non solo, non dico niente perché ogni cosa che dico viene usata contro di me. La terza, Laura Rossi, che ci spiegherà dell'incenerimento dei fanghi PFAS, ma non solo, quindi può darsi che non. E la quarta, se arriva, è Giampaolo Zanni, che eccolo qua, non ti conoscevo. Eccolo qua, che è segretario provinciale della CGIL, che parlerà di sindacato e territorio, ma non voglio dire niente perché il titolo non lo so, e quindi questi 4 sono gli interventi. Siamo alle 3:20, abbiamo 1:40 perfettamente giusta per 20 minuti a testa, se riusciamo a stare sui 20 minuti, e 20 minuti finale di discussione. Siamo perfetti. A te Gianluigi. Grazie dell'invito di Giovanni e dell'organizzazione che mi ha chiamato già per la 4ª volta, perché già nel 2019 avevo cominciato col dire: stiamo lavorando e battendoci, siamo tanto intelligenti, ma sta andando sempre peggio. Ma sta andando sempre peggio. Allora vuol dire che c'è qualcosa che non va. Stiamo lottando per niente, vero? Sì, stiamo lottando per niente. Allora, il titolo che doveva essere la mia presentazione, che non si vede, è fatta in due parti. Pesticidi di sintesi, la prima parte, un percorso senza ritorno. Se voi sostituite la parola PFAS con la parola pesticidi di sintesi, avete le stesse problematiche, identiche, ma non solo a fronte di questi 2 problemi. Poi ci sono le plastiche, ci sono tutta una serie di inquinanti, eccetera, paralleli. Il mondo sta diventando una cloaca. Dobbiamo averlo chiaro questo, perché la parola riduzione non vuol dire niente, fa morire solo più lentamente. Bisogna cominciare a dire no. Non dobbiamo più vergognarci di dire no. Siamo quelli del no verso questo orientamento di sistema che sta portando all'autodistruzione. Dobbiamo essere quelli del no, perché il nostro paradigma è alternativo, per cui per forza dobbiamo dire no a questo paradigma. L'altra parte della prima parte è anche nelle colline del Prosecco UNESCO. UNESCO, voi sapete che ormai l'UNESCO è diventato un affare di marketing, con i suoi 2000 dipendenti che guadagnano l'ira di Dio, con una sede astronomica da mantenere, e stanno praticamente certificando cani e porci. Si può spegnere quel proiettore lì? Perché mi dà sugli occhi. Allora, ma no, è scomodo lì, e poi non sono bello perché qui risalto meglio. Allora
però gira quell'affare lì. Allora, organizzazione attiva. Allora, la seconda parte dei 10 minuti che mi restano dopo è una proposta. Questa farà arricciare il naso a più di uno anche qui dentro. E il titolo è Un percorso istituzionale efficace, non efficiente. Finora siamo stati efficienti come organizzazione, no? Che differenza c'è fra l'efficacia e l'efficienza? L'efficacia è quella di fare il processo giusto per arrivare a uno scopo, l'efficienza è quello di farlo bene, mettere meno manodopera, farlo costare meno, cioè. Noi finora siamo solo efficienti, se parliamo addosso da anni e la situazione sta andando sempre peggio. Infatti il paradosso è che la Costituzione le dice alla fine è vietata la ricostituzione del partito fascista. Chi è che ci sta governando? Dei parafascisti. Cazzo, peso di così se muore. Peso di così se muore. Vuol dire che siamo solo efficienti, non siamo efficaci nelle nostre lotte. Allora, il titolo è Un percorso istituzionale efficace per uscire dall'autoreferenzialità. Abbiamo centinaia e centinaia di associazioni in Italia che potrebbero essere dei grandi attrattori politici, ma sono solo efficienti, non sono efficaci per fare la politica secondo il percorso istituzionale della Costituzione. Poi ne parleremo. Quindi, coming out politico. Cosa dicono? Cosa dice George Orwell? Nel tempo dell'inganno universale, dire la verità è un atto rivoluzionario. Chiaramente stanno nascondendo i problemi più grossi, però Extinction Rebellion dice ha 3 pilastri. Primo, dire la verità. Secondo, agire subito, e questa mattina è venuto fuori più di una volta. Terzo è fuori da questa politica, non fuori, non contro, ma fuori da questo tipo di politica. Perché? Perché questa ci sta portando ovviamente al discorso. Allora, quello che sto dicendo è perché noi non siamo più in grado di gestire con efficacia le nostre azioni. Perché stamattina nell'introduzione del carissimo Giovanni Titta lo ci è detto in più punti, guardate, me li sono annotati perché io prendo sempre la minuta di riunione, anche perché poi devo replicare, non posso stare zitto, no? Ecco, mobilitazione permanente con percorso comune, difesa dallo Stato e la difesa della Costituzione, nuovi livelli di democrazia, azione dal basso, forme più avanzate di potere popolare, il sistema non è emendabile, solo un paradigma alternativo può essere efficiente o efficace. Siamo in tanti, ma ognuno va per conto suo. Ecco la differenza fra efficacia ed efficienza. E poi tradurre il disagio in potere. Basta chiedere al potere, bisogna a questo punto conquistare il potere secondo un percorso istituzionale. Questa è la mia seconda parte. Allora, io vi dico sinceramente, sono stufo di parlare dei pesticidi. Io penso che anche quelli che parlano di FAS siano già stufi. Sono 20 anni. Sì, fanno azione di diffusione, di cultura, eccetera, perché anche i pilastri del movimento della decrescita a cui io appartengo sono politica, stili di vita, tecnologia appropriata ovviamente e formazione, comunicazione, istruzione. È uno dei pilastri ovviamente. L'uomo è linguaggio, è cultura. Allora, vi posso mostrare cosa vi mostro? Vi mostro i diagrammi che mostravo 20 anni fa e va sempre peggio. Allora, questo primo per esempio dice pesticidi nelle acque, l'ISPRA, il Veneto ha l'intensità di consumo di principi attivi più alto di tutte le altre regioni, poi viene il Trentino, l'Emilia Romagna eccetera, 12 kg per superficie unitaria, SAU, utile agricola. Bene,
Questi 12 kg di principi attivi, 24% dei quali sono tossici, sono interferenti endocrini come i FAS, né più e né meno, e ce li troviamo nel cibo, nell'acqua, nella terra, in mezzo agli animali, nelle foreste, dappertutto, va bene? Sono la metà dei pesticidi venduti, perché sono circa il 50%. Ma quello che non dice mai nessuno è che questi pesticidi vengono allungati in media 300 volte con acqua. 300 volte con acqua. Quindi ci troviamo nelle campagne un disastro di quantità. Sapete i calcoli che poi io ho dato anche a Orellana, che è stato l'ispettore dell'ONU, che poi ha presentato all'ONU questi dati nei suoi rapporti? Li ho dati io i dati e li ha presi pari pari, va bene? Abbiamo, a livello del Veneto, si consuma 1 metro cubo di pesticidi a testa, allungati 300 volte. Questi vanno tutti 100% in falda, perché alla gravità e all'aria non si comanda, tutto va in falda, tutto va sotto. Questo è il problema. La provincia di Treviso 1 metro cubo e 4, la provincia di Verona ce l'ha il doppio, addirittura 2 metri cubi e 4 per abitante. Abbiamo 4 milioni e 800 mila abitanti nel Veneto, fate un po' il conto, quanta roba tossica viene buttata via. E poi tutti i pesticidi che si trovano in falda, e l'ISPRA lo dice tutti gli anni, ma anche questo so stufo di dirlo, è già 20 anni che lo dice. Cosa si trova? Si trova l'AMPA, che è il metabolita del glifosato, il 70% delle ispezioni nelle acque superficiali c'ha l'AMPA, vedete? E nelle acque sotterranee il 25% c'ha l'atrazina, che è un pesticida che è stato smesso dal mercato già 20-30 anni fa. Il percolamento, non vi do altri dati perché basta andare sui rapporti. Il percolamento, per esempio, questo pesticida qui è stato misurato dai nuovi limiti dello sviluppo, un libro del passato, e ci mette 100 anni nelle falde profonde per esaurirsi, 100 anni. Sapete cosa vuol dire? Ecco perché troviamo l'atrazina. Ma quello che è peggio è che i pesticidi più venduti nel Veneto, dal rapporto FAS dell'ARPA, sono fra i primi 5, 3 e 3,6, fra i primi 6, va bene, salvo lo zolfo, i 5 sono interferenti endocrini, glifosate, mancozeb, folpet, dicloropropano e zetiram, eccetera. Quindi questi qua è il discorso. I più venduti sono i più tossici. Fungicidi. Qui ci sono tutti i diagrammi che dicono da anni che il Veneto è quello che consuma rispetto a tutte le regioni più pesticidi, più principi attivi, rispetto a tutte le altre regioni. Immaginatevi con i 100.000 ettari di vigneti che stanno crescendo alla grande di Prosecco, e noi comunque siamo sopra i livelli di rischio molto più alti rispetto agli obiettivi definiti dall'UE per la Farm to Fork, che è la direttiva per la riduzione dei pesticidi. Quindi abbiamo tutto fuori controllo. Non solo, ma abbiamo un paradosso, e qua interessa i medici ma soprattutto i cittadini. Abbiamo un trattamento sanitario obbligatorio per tutta la popolazione italiana, legalizzato. Infatti nella DGR 139 del 2012, che è stata superata da un'altra ma che ha nascosto queste diciture attraverso un nesting legislativo, diceva alla nota 10: quando si effettua un trattamento in prossimità delle abitazioni, chiudere le porte e le finestre, quindi è mandatorio. Coprire l'orto con teli, non sostare nelle vicinanze dell'appazzamento interno. Abbiamo un trattamento sanitario obbligatorio, legalizzato per tutti, bambini, non bambini, famiglie, non famiglie. Questo è il discorso. È una vita che mi mando in giro sta roba qua. È per quello che sono stufo di parlare. Il nome di questo decreto, il numero? Allora,
è la DGR 1379 del 17/7/2012, pagina 10-23, che è stato sostituito dalla nuova DGR 1262/2016, che dice la stessa cosa, però nascondendo queste frasi esplicite, perché questa è una dichiarazione di guerra alla popolazione, sulla salute della popolazione. Abbiamo solo il 2% di biologico anche dentro il territorio certificato dell'UNESCO, signori. Quando la legge dice che per avere un biodistretto bisognerebbe almeno avere il 50% di agricoltura biologica. Quindi vedete che le certificazioni UNESCO non contano proprio niente sulla qualità. Ecco, qui c'è tutta la lista dei cose. Gli ettari stanno crescendo, se voi venite nella zona dove abitiamo noi, Conegliano, Refrontolo, eccetera, ci sono vigneti nuovi dappertutto. Eppure nel protocollo del 2009 firmato con il Friuli Venezia Giulia, il Prosecco doveva fermarsi a 3.500 ettari in Friuli Venezia Giulia e 16.500 nel Veneto. Adesso sarà arrivato a più di 20.000 nel Veneto, va bene? E in Friuli Venezia Giulia sono lì che cioccano in continuazione perché non vogliono limiti di nessun tipo, perché questo vino, che comunque quest'anno è calato nelle vendite del 9%, quindi io spero che vada giù e che si cominci a fare un'agricoltura multifunzionale. Bene, in quest'area certificata UNESCO ci sono stati trovati anche i FAS, ti ho mandato io la cosa, va bene, nel lago di Revine sono stati trovati FAS di 4-5 tipi addirittura, quindi non ci sono solo i pesticidi che percolano, ci sono anche i FAS, perché questi laghi sono circondati da aree industriali che producono cuscinetti e tutta un'altra serie di cose. Non solo, ma c'è il PNRR che per 1.600.000 euro adesso sta finanziando una piattaforma galleggiante da 1.000 metri quadri, di cui 600 calpestabili, per eventi vari, con una passerella di 600 metri in questo lago che è lungo 2 chilometri, tra l'altro messo in stessa lunghezza. Quindi il PNRR, voi lo sapete che Zaia all'inizio, quando hanno chiesto ai sindaci della regione ai presidenti di regione di mandare i loro progetti, Zaia ha mandato 150 progetti per un ammontare, non so se 25 o 35 miliardi, avevano già tutti i progetti che i sindaci avevano fatto nei loro comuni e probabilmente questo qui è uno di quelli che avevano pronto e adesso stanno finanziandolo. Ma questo non serve un'isola così per fare il Next Generation EU, per servire le nuove generazioni, anzi stanno inquinando quel povero lago, togliendogli tutta la sua biodiversità. Rovinano la zona dell'UNESCO, colline intere disboscate, guardate che roba, per fare alloggiamenti per turisti, per fare piscine e per fare tutta un'altra serie di azioni turistiche. Hanno perfino, qui è proprio, questa è una cosa strana, hanno tolto un campo di golf per fare un vigneto, questo qua vedete, addirittura lì proprio a Refrontolo l'hanno eliminato. Ma come hanno certificato quest'area UNESCO? Ve la voglio spiegare, perché io sono uno di quelli che è volato 2 volte a Parigi e ha cioccato con la presidente dell'UNESCO, ma è volato a Parigi anche Zaia, con tutto l'entourage, perché Zaia è un furbone, sapete, si muove. Con l'ultima certificazione per la Venezia e la laguna di Venezia, fatta adesso a Riyadh, qualche giorno fa, va bene, dove hanno rinviato al 2027 la decisione, perché loro sono bravissimi. Zaia, quando non sa che pesci prendere, è come la Meloni, la stessa roba, rimanda al CNEL la decisione, nel caso del salario minimo, Zaia rimanda dopo 3-4 anni la decisione. Nel frattempo mettono a posto tutte le problematiche, cambiano i nomi, ridefiniscono gli obiettivi. Tant'è vero, e quello voglio dire, che nel 2027 ci sarà anche l'ingresso delle grandi navi, perché finiranno anche il canale da scavare. Allora, proprio in occasione della decisione, prima ci sarà la decisione, dopo le grandi navi possono entrare ancora. Cioè c'è tutto un meccanismo. Bene, come hanno certificato l'area UNESCO, e qui finisco, con un imbroglio. Allora, Zaia è andato, io prima di lui, ma lui è andato dopo, ci è riuscito meglio di me,
Cosa c'era? La commissione ICOMOS aveva dato 15 raccomandazioni, non gli avevano dato la superficie da certificare, tutta un'altra serie di cose. Chi vuole i dati, i documenti ce li ho tutti, non c'è problema, basta che li chiediate. Quando il documento è arrivato a Parigi, perché c'è il filtro di Parigi, c'è commissione, fa le proposte, l'UNESCO di Parigi decide cosa mandare al comité, in quel caso a Baku, nel caso di quest'anno a Riyadh. Bene, la commissione UNESCO aveva detto, ICOMOS aveva detto 15 raccomandazioni, l'ultima, siccome con tutte le raccomandazioni, voi sapete che a livello di raccomandazione, di certificazione potete certificare anche una merda, gli fate 500 raccomandazioni e poi dite mandatemi i risultati del miglioramento. Avete capito cosa voglio dire? Se tu fai una certificazione farlocca, stupida, e gli metti tante raccomandazioni, è una specie di falso procedurale. Dovresti averne poche, dovrebbero essere piccole, se no non dovresti neanche passare l'argomento, dovresti proprio cancellare. Bene, 15 raccomandazioni. L'ultima diceva, prima di fare tutte queste cose dovete mandare a Parigi cosa state facendo, ma in fase preventiva però, prima che il progetto venga fatto. Bene, Zaia è riuscito ad andare lì e ha fatto togliere la 15ª raccomandazione. Noi abbiamo le colline del Prosecco che sono completamente fuori controllo. Non esiste controllo, perché non sono obbligati, in base alle raccomandazioni disponibili, di mandare niente come feedback a Parigi prima di devastare. E allora, sapete che 10 giorni dopo l'approvazione a Baku, vedi, Giovanni, le sai tutte queste robe qua perché te le sei beccate tutte quante, va bene, ecco, 10 giorni dopo hanno approvato la legge al Consiglio regionale, la legge sull'albergo diffuso, 10 giorni dopo l'approvazione dell'UNESCO nelle colline possibili, 10 giorni, cioè l'avevano già pronta, avevano già fatto il piano per fare la legge sull'albergo diffuso, che mette in deroga un mare di cose, puoi costruire senza cambiare la destinazione d'uso, una roba vergognosa. Sostanzialmente il Veneto è completamente fuori controllo e vogliono che lo sia, perché è una frase che dico sempre io, Zaia vuole l'autonomia per poter devastare meglio il Veneto, vuole Piscei per poterlo devastare meglio. Ecco, io ho finito la prima parte e vorrei passare alla seconda, una decina di minuti, anche qua. Dovevi dire che era stato rimandato di un anno. Sì, anche lì avevano posticipato, come è successo con Venezia, anche lì hanno posticipato, una volta hanno messo a posto un po' di voci e alla seconda volta Zaia è andato prima con Centinaio, erano 20 che sono andati a Baku, una ventina. Noi avevamo a perorare la nostra causa solo il rappresentante del Watch, dell'Heritage, e gli abbiamo preparato una paginetta da leggere, no? Una paginetta da leggere su tutti i problemi che c'erano per questa certificazione. Bene, l'ha letta, gli si è avvicinato il presidente dell'UNESCO, che adesso è presidente dell'ILVA, come si chiama? Quello lì che né cane né pesce, che sembra Tajani. Vabbè, il presidente dell'UNESCO si è avvicinato al relatore nostro e gli ha detto: sa che io sarei stato d'accordo con lei. Ecco, tanto per darvi un'idea di com'è la situazione. Una proposta, un percorso istituzionale efficace per uscire dall'autoreferenzialità, il coming out politico, o l'outing come lo volete chiamare. Allora, lascio perdere questa discussione, questa premessa qui e andiamo al sodo. Allora, noi abbiamo Jared Diamond nel suo libro Collasso, che è un bellissimo libro di analisi comparata dei crolli delle società, vi consiglio di leggerlo perché è una cosa. Dice, nelle società complesse ci sono 8
criticità, che sono delle invarianti per il crollo, che sono deforestazione, distruzione dell'habitat, gestione sbagliata del suolo, cattiva gestione delle risorse idriche, eccesso di caccia, pesca, quello che stiamo vivendo noi adesso sostanzialmente. Ma ce n'è 4 di moderne che sono affiorate recentemente e che sono i cambiamenti climatici dovuti a intervento umano, l'accumulo di sostanze chimiche nell'ambiente che sono irreversibili perché si trasformano in metaboliti che sono ancora... Perché sapete, la mia definizione di pesticida è questa, è un prodotto di sintesi. Quelli di sintesi, non parliamo dello zolfo, del solfato di rame, dei carbonati, di tutte quelle cose che utilizza per esempio la biodinamica, i corni di cervo, questa roba qua. Sono tutte cose, queste sono cose naturali, in cui noi siamo immersi in quei prodotti, in quei pesticidi, chiamiamoli così, va bene? Ma quelli di sintesi sono intanto sconosciuti all'evoluzione, sono prodotti di sintesi, prodotti a tavolino per uccidere la vita, La vita, lo zolfo non è un fungicida che uccide la vita, ovvero uccide alcune parti, alcuni elementi, ma poi altri lo utilizzano per vivere. E questi uccidono indiscriminatamente, perché gli interferenti endocrini sono moltissimi. Il loro obiettivo è quello di penetrare la membrana cellulare mimando gli ormoni e facendo disastri dentro la cellula, e questo è l'obiettivo del pesticida di sintesi: entrare nella cellula mimando gli ormoni in qualche modo e dentro fare i disastri. Pensate al glifosato bene, accumulo di sostanze chimiche tossiche, carenza di risorse energetiche, e qua abbiamo l'80% di fossili che stiamo ancora adoperando rispetto al totale dell'energia, 80%, tant'è vero che le rinnovabili di cui si parla tanto sono delle tecnocratiche di transizione, non sono rinnovabili, perché tutti gli impianti e le manutenzioni sono fatti con il petrolio, con i fossili, quindi finite le energie che si esauriscono anche queste cosiddette rinnovabili. Lo dobbiamo mettere in testa, la circolarità della termodinamica è inesorabile, tant'è vero che quando facciamo un progetto dobbiamo dare compatibilità a 3 ottiche: le leggi della fisica, le leggi della termodinamica, soprattutto il primo e il secondo principio, e le leggi della natura, della biologia. Queste sono le guide, le linee guida che danno il là alla progettazione. Se si trasgrediscono non si va da nessuna parte, si muore, si sta morendo come sta morendo adesso la nostra civiltà. E poi esaurimento della capacità fotosintetica delle piante. Guardate che coprire il cielo vuol dire ridurre il cibo, vuol dire ridurre i materiali di costruzione, vuol dire ridurre l'erba per gli animali, vuol dire ridurre la dimensione di tutte le biomasse che noi adesso stiamo sprecando per dare il cibo agli animali, che stiamo sprecando per fare i biocombustibili. È una cosa assolutamente vergognosa. Non parliamo degli inceneritori, che sono i più grandi distruttori di risorse, perché dicevo prima a Mattia Donadel, attento Mattia, che l'obiettivo chiaro dei inceneritori è la riduzione dei volumi, non della loro tossicità, perché la stanno aumentando buttando per aria e buttando nelle discariche. Quindi è la riduzione dei volumi. Il termocancrovalorizzatore valorizza solo l'energia termica, ma in secondo obiettivo. Il primo obiettivo è la riduzione. Quindi queste 4 crisi moderne sono quelle che ci dovranno far pensare. Pensate al temporale di ieri sera, alle grandinate, al discorso dell'Emilia Romagna che è ancora in piedi totalmente, e le grandinate a Refrontolo, abbiamo ancora tutti i tetti rotti con tutti i lucernai. Pensiamo a come proteggere, state attenti, i pannelli solari che da noi sono stati distrutti al 50 e al 100%. Cosa facciamo adesso? Come li proteggiamo? Che se li copri con la rete riduci il rendimento e costa. E se la grandinata è ancora più grossa e se arriva il ciclone che ti butta via il tetto, dobbiamo rifletterle queste cose. Dobbiamo cominciare ad avere, come si può dire, un'ecoansia. Ecco, quella che ha detto quella ragazza
dobbiamo cominciare ad avere l'ecoansia, ma un'ansia leggera, riflessiva, intelligente, razionale. Palazzo UNESCO, cosa ha detto il direttore dell'ISDE, presidente dell'ISDE all'UNESCO nel 2008? E qui parte il mio discorso sulla politica. Appello di Parigi. Bisogna mettere la questione ambientale al centro della lotta al cancro. L'incidenza dell'inquinamento ambientale, pesticidi, additivi alimentari, prodotti chimici, nella genesi del cancro è ormai indiscutibile. Signori, noi parliamo da anni e va sempre peggio. Questo è il discorso. Allora, il problema, lui dice alla fine, il problema per risolverli è solo politico. Cosa vuol dire fare politica? Cominciamo a fare questo discorso qui. Cosa vuol dire fare politica? Cosa vuol dire per le associazioni, per i cittadini fare politica? Padova è stata la capitale europea del volontariato del 2020. Bene, il 10% delle persone fa volontariato in Italia, sono 6 milioni, ma sono le persone migliori. Sono le persone attive, che lavorano con passione, che lavorano con competenza, che lavorano con lungimiranza, che lavorano con perseveranza, perché qui c'è gente che lavora da 10, 20, io non parliamo del sottoscritto di già 50 anni che è sulla breccia, va bene? Allora, come mai siamo solo efficienti e non siamo efficaci? 6 milioni di persone che fanno volontariato e abbiamo su i parafascisti andando contro la Costituzione. Vuol dire che c'è qualcosa che non funziona. Vuol dire che c'è qualcosa che non funziona. Guardate, quando il Michele Boato qualche anno fa abbiamo tentato di mettere insieme un coacervo di gente che poi è andata a Ramengo, guardate, ha disegnato il Veneto, la pianta del Veneto con tutti i problemi che avevamo trovato. Ognuno di questi problemi ha decine di associazioni che lottano per quel problema. E come mai sta andando ancora peggio? Allora, cominciamo a riflettere. Cosa succede? Succede che noi abbiamo come struttura sociale, vedete, abbiamo un cambiamento della struttura sociale, mi dispiace che non c'è la proiezione, ma che facciamo dal 50-40% che c'era nell'agricoltura, adesso è andato al 4% nell'agricoltura, il 70% è nei servizi. Sapete cosa vuol dire avere il 70% di gente nei servizi? Vuol dire avere una infinità di ruoli cresciuti, perché i servizi in una società complessa sono tantissimi, tutti creano esigenze nuove, chi porta il cibo, chi fa il cibo, chi produce il cibo, eccetera. Bene, a questo punto è una società entropica, confusa, con una infinità di ruoli. Come fare a mettere insieme e a dare dei grandi attrattori politici perché questi ruoli si indirizzino chiaramente verso una lotta politica che sia efficace, che tuteli i loro interessi? Ebbene, qualsiasi istituzione parte sempre da un'organizzazione di chi è delegato, almeno secondo la Costituzione, e da chi è delegato e da chi delega. Chi delega sono i cittadini, c'è una piramide con tutta una serie di vincoli, di progetti, è una piramide, e sulla base c'ha le associazioni, i comitati, i sindacati, che non devono essere gli ultimi, essere super partes, devono essere nella parte, va bene? Perché sono corpi intermedi anche loro, come le associazioni, come i comitati, va bene? Come i movimenti. L'imbroglio di chiamarsi movimento. Non bisogna chiamarsi movimento. È un insieme. Bene, allora, questi cittadini attivi e coscienti e organizzazioni con gente che ha passione, che è attiva, eccetera, deve cominciare a chiedersi come agire per essere efficaci.
Siamo 6 milioni e siamo ancora in Rio e stiamo peggiorando in continuazione. Lo ripeto per l'ennesima volta io, perché gli 50 anni che torno indietro. E questo là è il problema, va sempre peggio, qualsiasi attività. Io ho lavorato sui rifiuti, sull'agricoltura, sui pesticidi, li ho fatti tutti, sullo statuto dei lavoratori, perché sono partito dagli anni 70 a fare i picchetti all'IBM, l'unico laureato che faceva i picchetti. Poi Lama ha rovinato tutto perché ha detto il salario è indipendente dal profitto e l'ha mandato a culo tutta la strategia. Poi Renzi ha dato il colpo finale, via l'articolo 18, così adesso il sindacato non conta più niente. Allora, per una rivoluzione dal basso, cosa vuol dire rivoluzione dal basso? Lo leggo, ho ancora... I cittadini, i corpi intermedi sociali, associazioni, comitati, sindacati, movimenti, devono considerarsi tessere di un mosaico da comporre attraverso un percorso istituzionale, costituzionale, in base agli articoli 3, 48 e 49. Dopo li leggiamo, sono rapidi, 2 parole. Per poter partecipare e gestire in modo efficace la ricchezza della nazione, secondo i loro valori, principi e programmi. Come? Cosa dice l'articolo 3? Cosa dice l'articolo 48? Cosa dice l'articolo 49? Che noi guardiamo poco, infatti siamo solo efficienti, non siamo efficaci. L'articolo 3 dice che effettiva partecipazione di tutti i lavoratori all'organizzazione politica, economica e sociale del Paese. Bisogna chiarirsi cosa si vuol dire fare politica. Quando nelle associazioni e negli statuti delle associazioni c'è scritto questa è un'associazione indipendente, autonoma, eccetera, politica ma apartitica, ma non partitica, io spero che ci abbiano detto politica e non partitica, perché fare azione nel sociale non vuol dire non fare politica, non vuol dire non essere dentro un partito, ma vuol dire fare politica. Fare politica vuol dire partecipare a proporre e reindirizzare la politica della nazione. Quindi fare politica è tipico delle associazioni e dei cittadini attivi. Chi si muove nel sociale fa politica, non fa partitica. La partitica è un'organizzazione a parte. Bene, l'articolo 48 cosa dice? Il voto è personale, uguale, libero e segreto. Il suo esercizio è dovere civico. Guardate che il problema del dovere è oltre l'obbligo, è una questione anche etica, essere in dovere di vuol dire essere non obbligati ma eticamente obbligati a fare qualcosa. Infatti poi c'è quell'articolo famoso che dice chi governa lo Stato deve farlo con onore. Articolo 49. È conseguenziale il discorso, sapete? Tutti i cittadini hanno diritto di associarsi liberamente in partiti. Non dice movimenti, associazioni, eccetera. Quello lo si può fare con l'articolo precedente, all'organizzazione politica, eccetera. In partiti per concorrere con metodo democratico. E questa è la frase più importante di tutta l'azione politica, a determinare la politica nazionale. Se noi vogliamo essere efficaci, dobbiamo essere come associazioni, comitati, sindacati, cittadini, entro questo percorso. Se siamo fuori, non siamo efficaci, siamo efficienti. Conclusioni. L'ultimo foglio. Una rivoluzione dal basso, responsabile e informata. Qui si parla tanto, ho visto arricciare il naso più di una persona, ma no, queste proposte, no, noi facciamo la rivoluzione dal basso. Ma cosa vuol dire fare la rivoluzione dal basso? Distribuire le stelline di Peter Pan, cosa vuol dire farla? E poi illuminare tutti o aspettare quello che ti illumina? No, fare la rivoluzione del basso vuol dire costruire dei grandi attrattori. Bene, io dico che un WWF, una CGIL, un CISLA qua, c'è sempre una sigla difficilissima da elencare, semplificala, non lo so, fai un super acronimo, va bene? Ok,
WWF, Legambiente sappiamo già dove va, perché tutti i presidenti di Legambiente sono diventati onorevoli del PD, quindi non c'è problema lì. Insomma, ve li elenco tutti se volete, no? Da quello grasso a quello magro, della seta, tutti qua e tutti dentro. Va bene, ok. Allora a questo punto, salvo qualche associazione, diciamo, cosa deve fare? Deve cominciare a diventare un grande attrattore politico. È in fase di operazioni elettorali, che siano esse europee, regionali o nazionali, deve dare indicazioni di voto con un coming out. Dentro ogni associazione si deve fare un piccolo gruppo che analizza la situazione politica, i programmi politici dei vari partiti a disposizione, e ce n'è tanti, sapete, sono i più vari a disposizione, oppure crearne di nuovi, non è un problema. Può esserci una grande aggregazione che ne può creare uno di nuovo, giusto? Mettendo insieme le parti non conflittuali, va bene, non fare come i 5 Stelle che sono andati con la Lega su 4 punti e poi sono stati fregati totalmente, va bene, un discorso serio di aggregazione partitica. Allora, il coming out politico è uno strumento di individuazione e stimolo per la scelta di obiettivi dei partiti entro i loro programmi. Scelta degli obiettivi. Infatti i partiti vecchi e nuovi a disposizione, che si differenziano nei valori, nei principi e nei programmi, distinguere sempre i valori dai principi, e qua è una grande confusione queste robe qua. Il valore è la condizione essenziale di sopravvivenza, ce n'è solo 2, per chi fa l'ecologista, almeno chi ha un po' di razionalità. È la salute degli organismi viventi, ovviamente, e la biodiversità. Senza queste 2 condizioni né un sistema di dittatura né un sistema di democrazia si può sopravvivere. Quindi sono valori in sé. Sono 40 minuti, chiudo, è l'ultimo foglio. Siccome hai robe interessanti, fammi sforare un minuto. Infatti, cosa dico? I principi, cosa sono i principi? Chiariamoci anche questo discorsetto qua, perché vi confondono che è un piacere. I principi sono delle regole umane inventate per la gestione della società. Dittatura, libertà, democrazia, tutte invenzioni queste qua. Non sono valori, sono principi. Infatti ogni partito. La sinistra adesso, no, che è confusionaria da morire, vi ha mai estrinsecato i suoi valori e i suoi principi? Mai. E dice mi sono di sinistra, poi arriva quello di destra e dice io sono quasi di sinistra, poi quell'altro dice io sono di centro-sinistra. Mai che estrinsecano i loro valori, mai. Sono i valori che danno consistenza alla posizione politica. E perché se tu definisci il valore poi lo devi mettere nel programma, e quello diventa la linea guida del programma. Ma essere di sinistra che cavolo vuol dire? Anche chi protegge il topo, l'animale o chissà cosa è di sinistra quando lo vuole. Allora, infatti, ho 5 righe ancora e poi ho finito. Infatti i partiti vecchi e i nuovi a disposizione, che si differenziano nei valori, principi e programmi, sono pochi, mentre i cittadini e i corpi sociali intermedi sono molti a causa della struttura sociale del terziario. Il terziario al 70% di servizi ha fatto proliferazioni di associazioni ed è tutto quanto. Va bene? Attenzione anche a questo. Densa di ruoli, cioè entropica, cioè confusa. L'entropia è il secondo principio della termodinamica, che diciamo definisce il caos, eccetera. Al 70% del PIL è di occupati. Quindi vedete che c'ha tanta occupazione, tanto PIL, ma è assolutamente entropica, confusa. Inventano ruoli tutti i giorni di controllo. Ed è soprattutto un settore parassita. Guardate che fino all'Unità d'Italia era il 15% il terziario, e l'agricoltura era il 70%, è stata capovolta la struttura sociale. Ultime 3 righe. Infatti
In questa realtà moderna entropica gli astenuti tendono ad aumentare sempre di più per la legge dei grandi numeri, in una realtà entropica quasi casuale. Quando c'è confusione si rischia la casualità e quindi c'è la legge dei grandi numeri. 50% votano, 50% non votano. Chi va a votare è il 50% le di destra e il 50% le di sinistra. È la grande confusione della nostra situazione, della struttura sociale. Questi stanno discutendo del problema del clima con l'acqua che gli arriva alla gola, vedete? Con l'acqua. Era l'ultima chart che volevo mostrare. Ecco, basta. Non ho altro da dire. E avanti popolo. Io sono un medico ISDE, ma preferisco, alla luce di quanto ha detto anche Gianluigi adesso, definirmi un volontario. Lo faccio da quando avevo 15 o 16 anni, quindi ho circa 50-55 anni di esperienza nel mondo del volontariato. Sono d'accordo sui numeri, nel senso che come se mettiamo assieme tutti i numeri della disabilità arriviamo, come scrisse Matteo Schianchi, una persona con disabilità, in uno dei suoi libri, la terza nazione del mondo, 6 milioni. Lo stesso è per quanto riguarda il mondo dei volontariati, dei volontari. Se ci mettiamo tutti assieme siamo una grande forza. Il problema è proprio questo, mettersi tutto assieme. Il vecchio detto che ripeto per l'ennesima volta negli anni, dividi e quindi riesci a comandare, detto in italiano, sì, ma l'ho detto in italiano proprio per non usare il latino. Questo mondo così, per dirla alla comica di Totò, sparpagliato, non ci ha aiutato, cioè ognuno va spesso per i fatti suoi, costruisce grandi cose ma rimane isolato, rimane a fare nella sua nicchia, piccola o grande che sia, delle grandi cose, ma non ci si mette in contatto. Quando tutte, vado un po' a braccio adesso anche per il tempo che ho a disposizione, quando tutte le cose che in questa giornata abbiamo sentito, avete sentito assieme, perché più o meno eravamo tutti presenti da stamattina, sono in collegamento. Noi non possiamo parlare di salute senza considerare tutte le cose che Gianluigi Salvador ha detto adesso, che da decenni dice, come da decenni anch'io alcune cose dico, e non mi stanco, non voglio stancarmi, preferisco morire sul campo, ma non stancarmi. Perché? Perché se togliamo questa scintilla in questo momento storico nel mondo, non parlo solo dell'Italia, ma nel mondo, nel nostro paese, nel nostro continente, nel nostro paese e nella nostra regione, se togliamo queste scintille rischiamo grosso. Detto questo, stamattina fra le tante cose ho sentito diverse cose che sono un po' la fotografia di quello che è il mondo oggi, no? Per esempio Donata dicevi i nostri figli, i nostri nipoti avranno sempre meno di quello che abbiamo avuto noi, e io invece dico che loro avranno sempre di più, perché il materialismo di questa società è costruita e continua a essere costruita per dare sempre di più, ma togliere le cose essenziali. Rispetto a noi sicuramente, per questo voglio precisare il pensiero, sicuramente rispetto alle nostre generazioni, dove ci accontentavamo di meno, ma avevamo le cose più importanti, che erano la solidarietà, il mutuo soccorso, il controllo senza tanto bisogno di poliziotti di quello che era il nostro ambiente. Non avevamo associazioni, almeno parlo per me che ho superato ormai i 70 anni, non avevamo le varie associazioni ambientaliste che ci venivano a dire cosa fare, ma non ci sognavamo di buttare in giro quello che io ancora oggi vedo.
E mi fermo qui perché lo possiamo vedere tutte. E se non ci fossero sì i volontari di Legambiente e di tante altre associazioni di Greenpeace, e mi fermo a citarle perché sennò sicuramente offendo qualcuno non citandolo. E quindi con questo voglio dire che dobbiamo considerare questa complessità del nostro mondo. Arrivo a quello che comunque, questo come preambolo, perché è veramente complesso ragionare in termini di ambiente e salute. Allora, io sono un medico volontario anche all'interno di ISDE, come Associazione Medici per l'Ambiente, e credo che nell'ambito delle varie associazioni che si sono interessate di salute, non siamo l'unica ISDE, ce ne sono altre, Medicina Democratica per citarne un'altra grandissima nella storia dei percorsi che assieme stiamo facendo, molto si parla di cambiamento di paradigma, no? Anche oggi abbiamo detto e sentito dire tante volte questa parola, cioè cambio di paradigma. Io mi avvicino, e spero di aver interpretato bene il pensiero di Gianluigi di Salvador che mi ha preceduto, a dire che invece dobbiamo cambiare la storia, non il paradigma. Dobbiamo proprio sembra una cosa grande, no, la storia va cambiata, la narrazione della storia così come è stata fatta fino adesso, con tutte le menzogne di cui ha parlato benissimo Salvador e sulle quali cose non c'è da discutere. O si sposano, quindi si è d'accordo, e allora è inutile che ci troviamo qua a parlare di queste cose, perché se le sposiamo quelle teorie non possiamo essere qua. Quindi neoliberismo e tutto il resto, un capitalismo sfrenato, una perdita di vista di quello che è l'essenza della vita, che è il mutuo soccorso. La natura ce lo insegna, perché in natura, che non siamo solo noi siamo gli ultimi da considerare, la specie umana, giovanissima, 250.000 anni circa, quindi pochissimo, rispetto a milioni o miliardi di anni da quando esistono alcune forme di vita. E noi ci siamo permessi di arrivare a questo punto, a questa situazione? È qua che dobbiamo interrogarci, se no tutte le cose, le parole che usiamo rischiano, e sono d'accordo anche qua con Salvador, di naufragare, peggio di quelli dei naufraghi di cui ci riempiono, falsificandole, gli occhi con le immagini mediatiche. Ecco, il nostro sarà un naufragio di cui non ci si renderà nemmeno conto. E questa è la cosa grave. Non voglio essere catastrofico, perché io la speranza ce l'ho, se no non sarei qua. E lo premetto subito, la mia speranza non siamo noi qua presenti, vista l'età anagrafica, facendo un rapido excursus. Ma la mia speranza sono proprio le generazioni con cui sono in contatto quotidiano. Al di là di essere appartenenti o non appartenenti a un gruppo, a un'associazione, a un movimento, a un sindacato, eccetera, noi siamo prima di tutto persone e cittadini, ognuno con una sua individualità, ma che deve mettersi in rapporto con gli altri, in tutti i modi. Nei modi più semplici anche. Nel momento in cui mi metto in rapporto con l'altro, il vicino di casa, cosiddetto, io già attuo dignità, rispetto. Nel momento in cui io considero tutti uguali e non considero più la diversità, ma solo la biodiversità, che è una cosa completamente diversa, che ignoriamo, continuiamo a ignorarla. Noi ci guardiamo ancora oggi tutti, e se qualcosa non funziona nel nostro sguardo quando incontriamo l'altro che abbiamo di fronte, siamo pronti a etichettare, è diverso. In questi giorni, in questi mesi, in quest'ultimo periodo, anche di questo si è parlato moltissimo, e siamo ancora a discutere di se costruire o meno delle norme per accettare un diverso. Ma siamo fuori, il diverso sono io nel momento in cui non accetto un mio simile, perché faccio parte della natura e sono uno dei piccoli spicchi delle specie viventi.
piccoli. Quindi quello che volevo dire è fondamentalmente ruota intorno a questo concetto, cioè continuiamo a parlare di cambiamenti, ma non sta cambiando molto, e allora possiamo cambiare qualcosa se concepiamo che la storia, così come la stiamo vivendo, così come l'abbiamo vissuta, non va bene, dobbiamo cambiarla. E questo vuol dire cominciare a considerare tutto quello che rifiutiamo. Il libretto, casualmente, il quadernetto su cui sto prendendo appunti, è un quadernetto che mi ricorda, fra i tanti diritti costituzionali, anche il ripudio della guerra, visto che abbiamo parlato di Costituzione. E noi facciamo guerra tutti i giorni, facciamo guerre reali e facciamo guerre fra gruppi, fra opinioni, eccetera. Io non vedo un avversario di fronte a me. Io vedo un'altra persona, costituitasi o no in gruppi, con cui discutere per arrivare a una soluzione. La mia è una posizione da tanto tempo non violenta, e Michele lo sa, nel senso che non concepisco dopo la parola guerra. Per me la parola guerra dovrebbe essere eliminata e dovrebbe essere bandita ancora prima dei FAS. Dovrebbe esserci una messa al bando dello strumento guerra per redimere i conflitti. E le guerre le facciamo tutti i giorni. Le facciamo tutti i giorni perché? Perché nonostante i numeri, e qua non vi voglio annoiare, perché ce ne sono tantissimi da poter dire, che abbiamo sentito anche oggi, che possiamo rivedere in parte e aggiungerne degli altri, i numeri che fanno riferimento all'ambiente, agli ammalati, a tutto quello che abbiamo elencato oggi, sono numeri da guerra. Le persone di cui parliamo quando parliamo di ambiente malato non sono e non possono essere solo numeri, hanno un nome, tutte. Come in guerra non esiste continuare a ragionare così. Se diventa proprio questo nostro concetto, allora probabilmente riusciamo a cambiare la storia. Io in particolare, nell'ambito di questo grandissimo mondo della salute, del settore che considera la salute e l'ambiente, mi occupo da tanti anni anche di una nicchia, che tanto nicchia non è, che sono le problematiche neurologiche, neurocognitive. E se dobbiamo fare dei numeri, sono numeri da panico. Perché? Allora vi dico solo che non ISDE, non CISLA, non qualsiasi altra sigla, Lega Ambiente, Greenpeace, Medicina Democratica, l'OMS ha detto che l'esposizione ambientale è responsabile di quasi 1/4 di tutte le malattie. Circa il 25% di tutte le malattie del mondo è dovuto all'esposizione a fattori ambientali. Sono numeri da guerra questi. Nell'ambito di questi numeri, se dobbiamo parlare di numeri, e andiamo a vedere i disturbi neuropsichici, troviamo una valanga di documenti. Io in questo periodo sto completando un percorso di studi, per cui sono un volontario, sì, ma sono anche uno studente a vita. Perché, come diceva anche stamattina, hanno detto tutti, ha ribadito anche Salvador, bisogna studiare le cose, bisogna avere in mano gli argomenti di cui si parla per poter in qualche maniera cambiare le cose, dire con i numeri così non va, e i numeri incastrano. I disturbi neuropsichici, un bambino su 5 ne è affetto, ma non in Tazakistan, dalle parti nostre. Io lavoro in questo settore.
faccio parte anche di un organismo, di una commissione invalidi, per cui ogni settimana ci riuniamo, tutte le settimane. In un anno sono tante, forse le abbiamo ridotte di 2 circa, 2-3 fra luglio e agosto per motivi di ferie, ma si è allungata la lista. Questo è stato il risultato. E in commissioni invalidi minori, perché io sono in una commissione invalidi minori, è esponenziale l'aumento che si vede di queste patologie, e parlo della nostra vallata, non di Madrid o della Germania o degli Stati Uniti. Vi cito proprio alcuni dati solo per dire che non è farina del mio sacco, cioè riporto dati e informazioni da studi che trovate, se avete la pazienza, in internet, andando a consultare i siti di ricerca, quindi per esempio PubMed, Cochrane, eccetera. Diversi studi hanno analizzato l'effetto dell'esposizione a PFAS sulla questione neurocomportamentale, con risultati diversi a seconda del sesso, dell'età e del tipo di problema analizzato. Ma uno degli effetti più consistenti riguarda l'aumento del rischio del deficit di attenzione e iperattività, il cosiddetto ADHD, e l'esposizione a PFOS in particolare durante l'allattamento si associa infatti a un aumentato rischio di diagnosi di ADHD durante l'infanzia e l'adolescenza. E qui ci sono tantissimi studi che riportano questi dati ormai, quindi non parliamo di dati strani e inventati da qualche gruppo di criminali o terroristi, no? Come spesso ci hanno detto. Si sottolinea, bravo, grazie Lorenzo, lui mi conosce e sa che anche i dati presentati dal Servizio Epidemiologico Regionale della Regione Veneto sulla mortalità nell'area rossa PFAS hanno evidenziato un aumento significativo di Alzheimer, demenza senile, mentre lo studio sugli esiti materni e neonatali ha riportato un aumento di anomalie congenite al sistema nervoso. Quindi dati che sì, vengono poi raccolti, ma ci si ferma lì. Nel momento in cui c'è qualcuno che ti dice: ma allora, se questi sono i dati, che facciamo? Perché poi è questo il problema. Che facciamo per cambiare la storia? Continuiamo a raccogliere dati? E poi li diffondiamo? E poi? Il cambiamento deve essere radicale. Questi dati vengono prodotti da un sistema che è fallimentare, quello che è stato descritto questa mattina anche da Tita, quello che è appena stato descritto da Salvador, è fallimentare, perché se il progresso a cui ci si appella porta a devastazione ambientale, fino a eliminare campi da... Io che non ci credevo, sono un po' sordo, quindi ho fatto attenzione e ho capito bene. Eliminare campi da golf per fare, cioè, quello che abbiamo appena sentito. Cioè, qui siamo alla totale incapacità di fare politica. Questo è. Allora, se cominciamo a considerare questo tipo di aspetti così, allora io ci sto. Ci sto a continuare a fare quello che ho sempre fatto, cioè a mettere a disposizione le mie competenze acquisite o in corso di acquisizione a chi vuole sentire queste cose per fare qualcosa. Come diceva Donata, prima conosciamo e quindi capiamo e quindi agiamo, no? Che era anche un mio vecchio slogan, fra l'altro. E se non facciamo questo, però, ci limitiamo alle prime 2 parti, non andiamo da nessuna parte. L'azione è un po' quella che è stata in parte, è discutibile, assolutamente discutibile poi come tutte le modalità, ma una già è stata accennata da Salvador prima. C'è quindi
Quant'ho? È passati 20 minuti. È passato. L'ho passati, allora arrivo subito anche alla conclusione, perché avete capito più o meno che qualsiasi dato io vi possa dare in questo momento in aggiunta, e potrebbero essere tanti, su questo tipo di patologie, su questo tipo di situazioni, non fa che aumentare una corte di dati che già è stata creata. Però chiudo dicendo, sono un grande lettore, quindi riporto le parole di un nostro italiano, che è Marco De Riu, che è un docente universitario di sociologia politica e ambientale dell'Università di Parma, che io ho avuto il piacere di conoscere proprio all'Università di Padova, quando ha fatto un incontro, e ha scritto diversi testi. Nel suo libro Rigenerazione riporta questa frase: esiste una profonda relazione tra la crisi ecologica e climatica e la crisi della democrazia. Il titolo è Rigenerazione. Comprendere fino in fondo la natura di questo legame costituisce l'unica possibilità di uscire dal vicolo cieco politico e ambientale nel quale ci siamo infilati, per provare a dare una risposta positiva e creativa al tema della sostenibilità e della rigenerazione delle comunità umane. E dico io, questo è il mio pensiero, si è concluso quello di De Riu, quindi dobbiamo ripensare un concetto di cura, ma anche di responsabilità nella natura, riconoscendoci parte di una più grande unità. Grazie. Laura Rossi. E tu l'applauso ce l'hai a priori, si fidano. Beh, intanto saluto a tutte e a tutti, grazie. Volevo, sì, anch'io sto un po' rivedendo le cose che avevo preparato, perché in realtà i discorsi che sono venuti fuori sono veramente interessanti e sono al cuore, al centro del problema, e cioè cosa facciamo. Perché io mi ricollego a quello che hanno detto Claudio e Gianluigi prima di me. Chiunque si occupi di questioni ambientali, ma anche chiunque semplicemente viva con un po' di consapevolezza, si rende conto come tutte le questioni di cui noi parliamo sono collegate e nascono dal fatto che questo sistema economico di sviluppo, chiamiamolo come vogliamo chiamarlo, è un sistema che si è instaurato in un pianeta in cui ci sono dei principi che tra l'altro governano anche noi, e che l'uomo, con la sua, gli antichi avrebbero detto ibris, con la sua tracotanza, avendo la corteccia cerebrale così sviluppata, crede di poter aggirare, cadendone vittima, perché la vita sulla Terra continuerà quando noi non ci saremo più. E questo basta studiare quello che è successo in passato con le grandi estinzioni. Io sono una biologa, faccio parte di ISDE e sono abituata a considerare i problemi in questo contesto. E purtroppo questo sistema invece pensa di poter ignorare tutto questo, e i risultati li stiamo vedendo. Quindi questa visione olistica, no? Che ci fa capire perché arrabbiarsi se viene tagliato un albero non è un atteggiamento da esaltati, ma riconosce la nostra assoluta dipendenza per la vita
da questi organismi, soprattutto in questo momento, alla fine dobbiamo fare i conti con questo. Il sistema è responsabile e dunque, guardate che io ho domande, non ho risposte, anche rispetto all'intervento interessantissimo che Salvador ha fatto. La pressione politica, cioè dire ok, tu sì, tu no. Però io mi chiedo, la risposta a questo problema è dire chiaramente e fare quello che consegue, che questo sistema non può andare avanti così. E non a caso tu hai citato la decrescita, ma chiedo quali e quanti partiti che pure hanno questa visione ambientalista a parole, quanti sono davvero in grado di arrivare fino in fondo? Perché noi adesso siamo arrivati a un punto in cui dobbiamo avere il coraggio, se vogliamo trovare una soluzione, se vogliamo sopravvivere, dobbiamo avere il coraggio di affrontare delle soluzioni estreme, difficili. Io personalmente sono convinta, ma che sia convinta io non frega niente a nessuno, persone di grande spessore e cultura sono convinte che queste decisioni estreme, certo, non saranno facili, ma traghetteranno l'umanità verso una vita migliore, migliore nelle cose che rendono migliore la nostra vita e, particolare non trascurabile, consentiranno alla nostra specie di non estinguersi così. Allora, chi è contro? Nessuno. Nessuno, infatti adesso siamo entrati in una fase difficilissima, non solo perché i problemi sono enormi, abbiamo poco tempo e quindi è tutto più complicato, ma siamo entrati in una fase difficilissima perché siamo in un'altra narrazione. Non c'è più il negare l'esistenza del problema ambientale, ma c'è il dire che c'è uno sviluppo sostenibile. A me, io lo so, cioè una posizione un po' così, per me la locuzione sviluppo sostenibile mi provoca un grande sospetto e una forte orticaria, perché solitamente dietro questo sviluppo sostenibile c'è un maquillage, un qualcosa di facciata che poi non va al cuore del problema. Poi non mi fermo sul discorso sviluppo, che vabbè, insomma, Latouche ci ha insegnato qualcosa. Allora, aggiungo a questo, il sistema è perfettamente consapevole di questo, ma è un sistema che non abbandonerà la propria posizione, anche se ci sta portando allo sfacelo. Chi ha detto siamo sull'autostrada del disastro climatico col piede sull'acceleratore? L'ha detto un signore abbastanza importante, non l'ha detto un pericoloso estremista, terrorista, ecoterrorista, eccetera. Noi ci stiamo confrontando con la nostra distruzione. Io non so se voi avete visto, c'è un film che secondo me è bellissimo, che io tra l'altro ho visto per caso perché subito ero così un po'... sì, mio figlio mi ha detto guardalo perché è bello, che è Don't Look Up, dove, che secondo me è, pur essendo una produzione americana eccetera, è una parabola meravigliosa di quello che ci sta succedendo. Adesso io non lo spoilerò, vi dico che apparentemente parla di una cosa che non c'entra niente, cioè parla di un meteorite che si sta avvicinando sulla Terra e quindi gli scienziati hanno previsto che quindi il disastro che si sta avvicinando, e quindi è uno sguardo su come la nostra umanità moderna, ricca perché è ambientato negli Stati Uniti, tra l'altro con attori bravissimi, anche con dei dialoghi, con un'ironia molto veramente bello, ecco come
ci misuriamo con un disastro che non solo è annunciato, in quel caso è certo perché deriva da dei calcoli fisici. Ecco, guardatelo perché è una parabola meravigliosa del momento in cui stiamo vivendo. Bene, questo sistema non molla, non mollerà, ci porterà a schiantarci. E allora io chiedo, cosa facciamo? Io non credo neanche che un partito possa prendere, ti potrà dire sì dai, questo non lo costruiamo qui, questo non lo costruiamo là, qui facciamo questo, ma si tratta solo di spostare i problemi, no? Faccio un'altra riflessione. Come si sta ponendo questo sistema? Io ho sentito parlare, certamente adesso siamo entrati tra l'altro in una fase di un governo che addirittura leggevo che sul Washington Post è uscito un articolo in cui si dice che l'Italia è un laboratorio adesso che va osservato perché si vuole vedere fino a dove può arrivare uno Stato autoritario in quella che era, mi viene da dire era, una democrazia occidentale, quindi in un contesto che è un po' particolare. Ma in realtà il sistema si sta difendendo anche da prima, non è che perché c'è la Meloni, che a me non è per niente simpatica, ma voglio dire, da questo punto di vista noto un po' un innalzamento dei toni, ma l'impronta c'è già. Se dei ragazzi che hanno occupato per qualche decina di minuti una strada a Vicenza per sensibilizzare la popolazione sul disastro enorme del TAV, vengono puniti con una pena che ha ovviamente un significato intimidatorio, come dire stai zitto e stai buono, perché adesso tu devi cacciare decine di migliaia di euro, non ce li hai? Stai a casa. C'è stata una manifestazione l'altra sera e non è l'unico caso, ve lo dico perché lo so. Ci sono dei casi in cui ragazzi che hanno fatto manifestazioni pacifiche, non hanno distrutto niente, hanno manifestato in luoghi dove si poteva manifestare senza creare alcun problema, se non ovviamente avere una visibilità, perché è quello lo scopo di una manifestazione, su qualcosa che ci riguarda tutti, che è la sopravvivenza della nostra specie. Bene, questi ragazzi hanno ricevuto anche delle denunce penali, perché forse voi non sapete che, ma non con la Meloni, qualche anno prima l'occupazione è diventata un reato penale. Nel frattempo però altri reati vengono alleggeriti, perché sono quelli che fanno le persone per bene. Ecco, questi sono i nostri ragazzi, ai quali noi non solo togliamo il futuro, togliamo il diritto di sognare e di pensare al futuro, ma togliamo anche il diritto di alzare la mano e dire scusi, avrei qualcosa da dire, perché lei mi sta fregando la vita. Allora, io vi avevo portato un'altra cosa, no, ma ve la faccio veloce perché c'entra con questo in piccolo. Io vengo da Schio, dove abbiamo l'inceneritore che vi avevo portato una foto per... A Schio, anche da noi, vogliono portare a bruciare i fanghi. Noi ci siamo opposti, abbiamo scritto, abbiamo, devo dire, trovato una amministrazione che ci sta sostenendo. Abbiamo avuto incontri con le due società pubbliche partecipate. Anche qui, cos'è questo cortocircuito? Ci sono due società pubbliche che sono nostre, le società pubbliche sono nostre, siamo noi proprietari. E perché arrivano a fare qualcosa che noi non vogliamo?
ma che neanche l'amministrazione vuole. Dov'è il cortocircuito? Chi è che comanda? Ecco, questo progetto noi lo stiamo avversando. Vi avevo portato una serie di esempi, non solo sulle modalità, abbiamo scritto, ci siamo confrontati, abbiamo opposto soltanto ragioni di carattere scientifico. C'è una bibliografia che è fatta solo di articoli scientifici. E se permettete, quando si parla di salute, è a quello che si guarda. Se io voglio andare a avere un bel taglio di capelli, vado dal parrucchiere. E se ho la gomma a terra, vado dal gommista. E se ho problemi di salute dell'ambiente e delle persone, ascolto gli scienziati. Le risposte che ci hanno dato sono state che il nostro inceneritore, purtroppo è vero, lo sapevamo, ha l'autorizzazione a bruciare questo materiale. Bene, si può anche rivedere, visto che è stata data tanto tempo fa. Abbiamo chiesto che tipo di studi o comunque che progetti avessero per monitorare l'effetto sulla salute e sull'ambiente. Sapete cosa ci hanno risposto? Non ci hanno proprio risposto, come se non gliel'avessimo chiesto. E poi hanno detto che comunque i fanghi di Schio, e adesso se voi non siete di Schio sappiatelo e invidiateci, i nostri fanghi non hanno FAS. Sappiatelo. Non hanno FAS. E allora noi abbiamo detto, ma scusa, al di là del fatto che il nostro depuratore, così come il 90% e oltre dei depuratori è misto, cioè sia industriale che civile, come fa a dire che non ci sono FAS? Ci hanno mostrato le analisi fatte dal laboratorio di Veritas, dove il limite per i FAS era 0 punto di rilevabilità, 0,05 milligrammi su, non ricordo se litro o unità di massa, comunque milligrammi, cioè un'unità di misura che è 1 milione di volte più grande dell'unità di misura che si usa con i FAS. Quindi se voi non riuscite a stare a dieta, potete pesarvi su una bilancia che sotto la tonnellata non si muove e potete continuare a mangiare finché volete, perché questo è quello che hanno fatto loro. Abbiamo fatto una serata partecipatissima, a quel punto partecipatissima, e qui io volevo solo e si unisce al discorso che ho fatto, no? Perché il mio intervento voleva essere sì raccontarvi la nostra storia, ma raccontarvi la stampa. La stampa non esiste più, non può esistere. Esiste qualche raro esemplare di giornalista con la schiena dritta, che penso non se la passi benissimo. Allora, pensate che abbiamo fatto una serata, e vi avevo portato qua, ma non si legge, ma proprio perché bisogna leggerle queste cose, in cui c'era il professor Tamino, il dottor Bertola. Io ho fatto un'introduzione semplicemente dicendo perché siamo qua, ho fatto un po' la storia, no, di quelle che erano state le nostre lettere, e c'era l'assessore all'ambiente della nostra di Schio, e c'erano tante persone. Allora, l'assessore all'ambiente io ho fatto un'introduzione proprio minima per dire siamo qua per questo, bla bla bla. L'assessore all'ambiente ha fatto un intervento esplosivo, perché si è esposto, noi ci guardavamo, io guardavo anche alcuni amici che erano nel pubblico, dicevo mamma mia, no? Cioè si è veramente esposto contro questo progetto, ma anche contro questa modalità priva di trasparenza, perché ovviamente, così come nello studio epidemiologico di Padova, anche nel nostro caso questo progetto, abbiamo scoperto, aveva un vincolo di riservatezza. Su cosa si basi non si sa. Bene, quindi l'assessore ha fatto l'intervento esplosivo. Tamino e Bertola hanno fatto
ovviamente hanno detto benissimo tutte le cose che dovevano dire e nessuno è stato rassicurato da questo, la gente, le persone presenti, che era un pubblico diverso dal solito, io sono abituata a vedere negli incontri purtroppo più o meno sempre le stesse facce, che si dice vabbè puoi anche stare a casa perché il sai già, no? C'erano proprio le persone preoccupate. Ecco, vi dico che ci sono stati così tanti interventi che alla fine abbiamo dovuto chiudere in fretta la serata perché sennò scattava l'allarme, eravamo in ritardo. Ok, questi sono i dati che un giornalista riporta. C'è l'articolo di Milioni che riporta proprio questo e mette anche il titolo, cioè dice le persone dicono non faranno le sperimentazioni sulla nostra pelle, e lui aveva colto. Bene, il giornale di Vicenza è uscito il giorno dopo dicendo che la sala era gremita, che io, c'era Tamino, c'era Bertola, io ho parlato e ho detto sì, che è un po' preoccupante questa cosa, io. E l'assessore Maculan, che è l'assessore all'ambiente, ha detto che, adesso non mi ricordo le parole precise, ma è una cosa un po' controversa. Beh, voi credete che Gianni Tamino e Francesco Bertola non sono neanche citati, non sono mai esistiti? Ma questo che cos'è? Cioè, questo ci dà una misura, anche lo sfidare il ridicolo, ci dà una misura del punto in cui siamo arrivati. Io mi occupo di queste cose da 20 anni e non ho mai visto una cosa del genere. 2 giorni prima di questo incontro pubblico, il presidente di Viacqua, che era stato invitato e che non si è neanche degnato di dirci no grazie a un impegno, come si fa di solito, ha rilasciato una dichiarazione che vorrei leggervi, una dichiarazione a una testata online, dove si dice che il progetto è stato accantonato perché aveva paura dell'incontro. In eretto, bello in evidenza, così uno che va veloce dice ah boh, perfetto, siamo tranquilli, noi ce l'abbiamo fatta, e poi va a leggere e legge una dichiarazione che segue, che è di segno completamente opposto, e cioè dice abbiamo valutato questo, abbiamo fatto quell'altro, stiamo pensando all'essiccamento dei fanghi per valutare un trattamento alternativo alla discarica e allo spargimento nei campi. Beh, bruciarli quindi, no? Perché a meno che non abbia fatto un'invenzione. Ma per il momento questo progetto non si fa. Ma cosa vuol dire? Ma anche lì, scusate, un giornalista che riceve una dichiarazione del genere, che comunque la si pensi, confligge con i principi della logica elementare, perché è come se io avessi davanti un piatto di pasta asciutta e dicessi io questa non la mangio, però in considerazione del profumo, dell'aspetto, del buco nello stomaco chiedo se qualcuno ha una forchetta, allora uno mi dice ma come hai detto che non la mangi? Bene, questo è stato l'intervento che è stato riportato per iscritto, senza che nessuno si preoccupasse di far rispettare la logica, che è poi il rispetto delle intelligenze di chi legge. Allora, e chiudo, l'unica strada che noi abbiamo trovato nello Statuto Comunale di Schio una bellissima, secondo me, modalità di partecipazione popolare che si chiama proposta di iniziativa popolare. Praticamente un cittadino residente può presentare al Consiglio Comunale una mozione, un indirizzo, insomma un testo, il quale, se viene accettato, deve essere di pubblico interesse, la persona che lo propone ovviamente non deve avere un interesse proprio, eccetera, viene affidato ad una commissione. Questa commissione ha dei tempi per approfondire la cosa, e anche, soprattutto, attraverso l'audizione di esperti esterni. Il proponente, cioè io, si assume la responsabilità di comunque portare avanti questa cosa, di rispondere, di presenziare, e entro 6 mesi dalla presentazione questa mozione deve essere votata in Consiglio Comunale.
con la differenza che non è stato un consigliere ma un cittadino a presentarlo. Questo ci permette di stare al di fuori, no, del solito giochetto politico, questa non la voto perché sarebbe giusto ma non voglio farti un favore. In questa proposta è così articolata, c'è tutta una premessa che è scientifica e che dice sostanzialmente che i FAS fanno male, lo dice in maniera un po' più articolata, che i fanghi hanno i FAS, durante l'incenerimento i FAS non vengono degradati ma vengono dispersi e dice anche che tra le premesse che la seconda linea degli inceneritori di Schio, la più vecchia, che dovrebbe essere adesso o chiusa o rinnovata, è, dati alla mano sulla produzione dei rifiuti, non necessaria per ottemperare alle necessità del nostro bacino. E quindi che cosa si chiede? Si chiede che si impegnino il sindaco e la giunta intanto a far sì che questi percorsi siano pubblici quando si decide di questi progetti. B, di fare tutto il possibile perché non vengano bruciati i fanghi negli inceneritori di Schio. C, fare tutto il possibile, siccome si sta rinnovando l'autorizzazione integrata ambientale, perché la possibilità di bruciare questi fanghi venga tolta. Ultimo, spegnere la seconda linea, in base al principio che non è necessaria, ma che contribuisce alla dispersione di sostanze tossiche, tra cui FAS. Questo entro fine febbraio questa deve arrivare in Consiglio Comunale. Intanto noi facciamo le sedute in commissione che sono pubbliche, quindi le persone, già alla prima seduta in cui si sapeva che non si discuteva niente, c'erano diverse persone. Questo è un modo per sollevare il problema, ma comunque l'anno prossimo a Schio ci saranno le elezioni e allora qui in Consiglio Comunale dovranno alzare la mano e dire io sì, io no, io sì, io no. E poi in campagna elettorale tutti questi personaggi, e mi dispiace dirlo, la maggior parte dei quali si ammanta di verde, no, di verde padano, di green, ecco, tutte queste persone all'atto pratico sono prone a questo sistema e la prima cosa che bisogna fare è smascherarle, perché queste persone non hanno più il diritto di dire certe cose e ecco, vedremo come va a finire. Quindi chiudo, io credo che siamo in un momento di grande svolta, difficilissima, però credo che le modalità con cui siamo andati avanti adesso, fatta salva la competenza, lo studio e la fatica che quelle ci seguono sempre, noi dobbiamo trovare delle modalità assolutamente diverse. Grazie. Grazie Laura. Abbiamo Giampaolo Zanni, segretario provinciale della CGIL di Vicenza, che è l'ultimo dei 4 relatori, poi apriamo il dibattito. Voglio innanzitutto ringraziare gli organizzatori per l'iniziativa e per l'invito a partecipare. Rispetto al tema, do il titolo per poter stare nei tempi e anche per delimitare un po' il campo, e l'ho intitolato così: lavoratori sono tutti maschi, quindi per questo dico lavoratori, e CGIL nella vicenda Miteni Rimar FAS. Rispetto a questo tema, uno è il messaggio principale che volevo oggi consegnarvi. Da sindacalista penso che il mio primo compito, non è l'unico ma il primo compito, sia quello della tutela, difesa, affermazione dei diritti delle persone che lavorano.
non è solo questo, ci occupiamo anche d'altro, ben inteso, però questo è il principale, diciamo. Tutti pensano che questo sia il nostro dovere, il nostro compito principale. Quindi i diritti nel lavoro, però siccome il lavoratore, la lavoratrice, il precario, la precaria sono anche dei cittadini, vivono 8, 9, 7, 6 ore, anche meno se è part-time, però il resto dell'esistenza la trascorrono in un territorio e quindi sono anche dei cittadini, delle cittadine. E quindi il mio compito è anche la tutela di aspetti che riguardano la loro vita e tra questi, ne cito solo uno, la salute. Ecco, quando a breve, forse il 9 o il 26, queste sono le due date, sarò chiamato a deporre in udienza del processo in corso per avvelenamento delle acque, non c'entra niente i danni ai lavoratori, perché il processo in corso riguarda questo. Siamo come CGIL parte civile e dovrò deporre. Io ho concordato che questo è il messaggio principale che io lì dovrò dare. Dovrò dire che la CGIL si è costituita parte civile in questo processo per avvelenamento delle acque perché l'avvelenamento è avvenuto a nostra totale insaputa. Potete anche non credermi, però io lo affermo con forza, a nostra totale, e non sto dicendo ma forse dovevate fare qualcosa per saperlo, ok, ci può stare, la domanda è legittima. Io vi dico come sono andate le cose, però noi non lo sapevamo, l'abbiamo scoperto e poi lo dirò. Quindi ci ha impedito di esercitare il compito di tutela di circa 11.000 iscritte e iscritti alla CGIL che risiedono nei comuni contaminati. Non so se mi spiego. Quindi abbiamo il diritto di stare lì dentro quel processo, perché mi hanno impedito di esercitare il compito principale del nostro lavoro. Queste persone si iscrivono e pagano una tessera mensile per essere tutelate e noi non siamo stati messi nelle condizioni di poter tutelarle. Vogliamo parlare adesso dei 500 circa lavoratori, qualche lavoratrice, ex Miteni, ex Rimar, che nel sangue hanno ancora oggi i valori di FAS più elevati del mondo intero, e noi lì avevamo degli iscritti, pochi per la verità, una trentina, ok? Perché era un'azienda scarsamente sindacalizzata dal punto di vista pieno, anche se si facevano le assemblee sindacali, le trattative, quindi era un'azienda sindacalizzata. Non ci hanno messo nelle condizioni di difendere la salute di quei lavoratori e quelle lavoratrici che si erano iscritte a noi, oltre a quelle e quelli per i quali abbiamo fatto trattative. Se avessimo saputo, invece di trattare del premio di risultato annuale, avrei chiesto di avere ulteriori studi, ulteriori informazioni o che cambiassero la produzione, se avessimo saputo o fossimo stati messi nelle condizioni di sapere. Ecco, questo è il cuore del ragionamento per questo processo. Poi mi chiederanno altre cose, ma è un'altra roba. Detto questo, riavvolgo un attimo il nastro adesso per dire com'è andata, e qua sarò molto più veloce, diciamo. Volevo fare un excursus e poi terminare con un aspetto. Abbiamo sentito parlare per la prima volta nel 2015 noi, da Vincenzo Cordiano, un medico iscritto a CGIL, ed è stato lui che è venuto da noi, io stavo in segreteria allora, ha chiesto un incontro e ci ha spiegato il disastro che avevano visto, lui aveva dati. In quel momento non c'erano dati però, e quando io alla prima riunione utile del Comitato di Coordinamento Provinciale per la Salute e la Sicurezza della provincia di Vicenza, ho chiesto al dottor Piz, che era il coordinatore dell'ULS, responsabile dello SPISAL di Vicenza, lumi sui FAS,
L'unica cosa che mi hanno detto, ed eravamo nel 2015, c'erano già stati gli studi precedenti, cioè si sapeva già, noi no però, e ci ha detto siamo in attesa dell'esito di studi in corso, a breve sarà reso pubblico lo studio. In effetti lo studio a cui si riferiva riguardava una parte di popolazione dell'ULSS 5 condotto dall'Istituto Superiore della Sanità, dal quale è risultato che nel sangue delle persone c'erano i FAS. Ok? Quindi, siccome noi sappiamo, perché siamo andati ad approfondire anche quanto è emerso, non ci siamo girati una volta tanto dall'altra parte, e ci hanno spiegato che dal 2000 i dipendenti erano sottoposti a periodiche analisi del sangue che prima venivano inviate negli Stati Uniti, poi in Svizzera, perché non c'erano neanche laboratori in Italia, e i dati dei FAS erano sempre inviati allo Spisal dell'ULSS 5 dal 2000, e io vi ho detto che nel 2015 abbiamo saputo per la prima volta che c'era il problema di FAS. 15 anni, in quei 15 anni lì nessuno si è sentito di dire ma forse c'è un problema, parlarne fuori. E quando io chiedo spiegazioni a uno Spisal mi dice fra un po' di tempo emergeranno gli studi. Questo è successo ed è una cosa che è ingiustificabile e inaccettabile, se permettete, e lo dico ed è incazzato, diciamo, perché non mi hanno messo nelle condizioni di fare quello che io ho scelto da fare. E se devo perdere un minuto per spiegarvi una cosa, forse sono diventato sindacalista perché quando avevo 26 anni lavoravo in un'azienda metalmeccanica a part-time, perché ero iscritto a scienze politiche e studiavo anche. Quello che ha portato avanti il lavoro che io avevo svolto la mattina, un ragazzo di 22 anni, è morto schiacciato dal cilindro sul quale lavorava. Quindi sono stato eletto a RSA, mi hanno licenziato perché il titolare pensava che fossi un pericoloso estremista perché ero iscritto al PC anche se avevo 26 anni in quel momento. Ok, è stata questa la mia storia. Sono diventato sindacalista per tanti altri motivi, ma avevo vissuto questo dramma. Quindi sentirmi anni dopo, da dirigente sindacale, ormai da anni nel sindacato, sentirmi preso in giro è una roba che è veramente inaccettabile. E non sto scaricando ad altri colpe e responsabilità nostre, che ci sono, perché dovevamo anche da soli cominciare a ragionare e occuparci di più di questo tema. Almeno vi posso dire che è da quando mi occupo di queste cose qua che tutte le volte che incontro delegate, delegati, sindacaliste e sindacalisti, la prima cosa che chiedo è: voi sapete che sostanze si usano nel vostro ciclo produttivo? Sapete cosa fanno, vi chiedete dove vanno a finire gli scarti, discorso dell'economia circolare, vi chiedete cosa succede alle macchine, alle sostanze, alle merci, ai vostri prodotti? Perché questa è la domanda che vogliamo farci se vogliamo garantire la nostra salute, tra virgolette, se vogliamo garantire anche il lavoro, perché questo è il paradosso. Cioè che se solo lo dovremmo fare per egoismo, occuparci di questi temi, cioè per garantirci la pagnotta al posto del lavoro. Non capiamo neanche questo, perché accettare di lavorare e inquinare non vuol dire solo sacrificare la salute, come è stato fatto in questi territori. Ad esempio da mio papà lavorava alla FIAM dove c'era il piombo, ok, però poteva anche essere comprensibile nel momento in cui si usciva dalla miseria, ma lo può essere per i nostri figli che sono nati in un altro contesto, non hanno il problema di mangiare durante il giorno e pongono altre domande, e dovrebbe porsi questo tema la generazione che oggi ha il potere, che oggi governa, che oggi ha responsabilità, ruoli di responsabilità, la mia generazione. Tralascio tutte quelle altre cose che volevo dire, cioè il conflitto che quando è emerso il problema era nato con i cosiddetti comitati e movimenti. Ricordo ancora, lo dico sempre, la prima assemblea pubblica dove noi parlavamo di sostenibilità
di conciliazione salute, ambiente e lavoro, perché pensavamo fosse ancora possibile una riconversione dello stabilimento. E una mamma no FAS si è alzata e mi ha detto: voi non capite niente, voi avete in mente solo il lavoro e sacrificate la nostra salute. Lì ho capito che mi ero perso varie puntate. È stato fatto un percorso, non lo dovrei dire io, però oggi cerchiamo di dialogare e di collaborare, forse sono qua per quello, non lo so. Cerchiamo di collaborare e cerco di fare in modo che il mio lavoro sia a fianco di altri quando l'obiettivo è più grande, perché oggi l'obiettivo, parlando di FAS, è la messa al bando graduale. Lo spiego sempre, perché me l'ha spiegato Cordiano, che la pastiglia per il colesterolo che assumo la sera ha una pellicola esterna dove ci sono i FAS. Fintanto, probabilmente se ne ho bisogno di quel farmaco, fin tanto che non ci sarà qualche altra soluzione continuerò ad assumerlo, però è possibile che li continuiamo ad usare e a produrre, perché a Spinetta Marengo 1000 dipendenti si producono i FAS. Ho fatto una lunga intervista con una giornalista francese che è stata qua diversi giorni nei giorni scorsi, era il processo, perché a Lione ci sono 250.000 persone che hanno i FAS nel sangue, e anche nel Belgio si producono FAS, e ha firmato il manifesto per la messa al bando dei FAS la CGIL di Vicenza. E qua anch'io mi interrogo, perché ho anch'io una battaglia a fare dentro la mia organizzazione. Perché non l'ha firmato la CGIL nazionale? Ho avuto l'autorizzazione e sono contento, ma perché non l'ha firmato Landini? Guardate che io sono un sostenitore di Landini, non sto criticando Landini, però capisco che parliamo di problemi veri. Ma siccome anch'io sono convinto che siamo al tempo massimo, non è che possiamo fermarci insomma, bastava ascoltare gli interventi che ho ascoltato oggi, siamo già fuori tempo massimo, quindi qua bisogna decidere. E sono contento che almeno hanno lasciato a me di firmare quel manifesto e siamo andati a Roma a presentarlo. Ultima cosa, rispetto ai danni ai lavoratori è stato presentato un esposto da noi 2019, tardi, sì, dopo gli studi di Merler e Girardi sulla mortalità, i valori dei FAS, cioè dopo alcuni dati. Sulla base di quei dati abbiamo chiesto l'UMI, abbiamo chiesto di indagare su questi aspetti, e voi sapete che a luglio dell'anno scorso la PM ha chiuso le indagini con una richiesta di archiviazione per questioni di prescrizione e perché non sarebbero così certe le correlazioni esposizioni ai FAS e patologie, nonostante una marea di altri studi stiano facendo emergere cose sempre più gravi. Che ne so, mi riferisco all'ultima, una minor risposta anticorpale ai vaccini di chi ha i FAS nel sangue. Adesso per dire solo un ultimo argomento, e sembra che questo sia certo a livello internazionale, oltre all'interferenza endocrina e quindi tutto quello che sappiamo. Sui tumori è un po' più complesso, però quando parlo con la figlia di Pasqualino, che lavorava al reparto ecologia, insaccava i fanghi, le scorie, ed è morto di tumore al reno e alla vescica, quali altri dubbi posso avere? E l'INAIL ci ha respinto la richiesta di risarcimento, però ha accolto 19 richieste di malattie professionali solo per bioaccumulo di FAS, anche senza le patologie correlate in sorte. Vuol dire che anche l'INAIL riconosce che sono un problema per la salute. E perché le ultime le sta respingendo tutte? Altre domande le sta respingendo con gli stessi valori di FAS. Significa che da qualche parte qualcuno o qualcosa ha detto basta, adesso si respinge, perché quella roba lì sta facendo scoperchiare evidentemente un vaso che non vogliono scoperchiare. Non mi do altre risposte. Se 2 lavoratori con analoghi valori di FAS nel sangue, a uno mi riconosci la malattia professionale, me ne riconosci 19, passa un anno e poi non me ne riconosci più neanche una. Vuol dire che è intervenuta una decisione di tipo politico. E se penso che dall'altra parte vogliono archiviare le indagini, anzi vogliono archiviare, sì, chiuse le indagini, vogliono non andare a rinvio a giudizio e archiviare tutto, voi capite, è da qui la nostra battaglia. Abbiamo fatto opposizione,
stata un'udienza a marzo, una a giugno davanti al tribunale eravamo in tanti a dire no, e non c'era solo la CGIL, eravamo assieme anche con associazioni e movimenti, e siamo in attesa, prossime settimane o mesi, della decisione del GIP se continuare le indagini o addirittura rinvio a giudizio o se invece verranno archiviate. E sarebbe un male, al di là di Pasqualino, dei lavoratori, sarebbe un male per tutti noi, perché non impareremo qualcosa di più e in maniera più approfondita rispetto a quello che è successo, perché tornare indietro non si può, però evitare che accada ancora, questo sì è possibile, e se non altro per questo dovremmo andare fino in fondo. E chiudo, perché se no sforo, e anche perché tradirei una cosa che ho condiviso e promesso a Giovanni, cioè dovremmo anche fare in modo, se vogliamo imparare, che ad esempio le analisi dei FAS venissero fatte anche a tutti quei lavoratori o lavoratrici implicate in cicli produttivi dove in qualche modo si lavorano i FAS. Chi sta negli impianti di incenerimento, chi sta nei depianti di depurazione, che ne so, la concia, se si usano FAS, industria dell'abbigliamento, esatto, cioè capire quali possono essere questi usi. Sappiamo ad esempio, però non se ne parla più, i dati non sono più stati visti, che siccome sono state usate schiume contenenti FAS nelle gallerie della Pedemontana, lì ci sono nel territorio valori elevatissimi di FAS dovuti a queste schiume, quindi è chiaro che anche a quei lavoratori dovremo fare analisi per vedere e imparare come funzionano, capire bene il problema e quindi evitare che altre persone poi stiano male. Quindi da questa vicenda penso che possiamo, anche da un punto di vista strettamente sindacale, se non ci voltiamo dall'altra parte e in dialogo con le associazioni, i movimenti, pretendere ed esigere che si cambi strada. Grazie. Allora, sono le 5:10, apriamo il dibattito. Sì, ho visto che prima Vittorio hai chiesto la parola, se non sbaglio, se ci sono anche altri, non so il tuo nome, comunque adesso dopo Vittorio. Ognuno di noi si mantenga in un po' per lasciare spazio agli altri. Volevo segnalare che questa questione di PFAS è all'ordine del giorno in tutto il mondo, lo sapete, l'avvocato Bilotto, la DuPont eccetera sono arrivati qua, ma in Italia, in Piemonte, c'è un grandissimo dibattito sulla questione PFAS, appunto Spinetta, Marengo, Alessandri eccetera, e che anche la discussione è in corso in Unione Europea, però le lobby della chimica stanno lavorando più forte di noi. A Bruxelles stanno in questo momento facendo retrocedere di molto ciò che i tecnici avevano proposto alla Commissione. Questo è un articolo che uscirà sul prossimo numero di Gaia, però viene dal mensile Il Salvagente del luglio scorso. Lo riprendiamo da lì il dato. Insomma, la questione è gravissima, perché vuol dire che non sono soltanto le USL locali o la Regione Veneto, evidentemente la trama dei difensori degli omicidi arriva a Bruxelles. Prego Vittorio. Mi chiamo Rizzoli. Sono capitato per sbaglio nel Vicentino a 20 anni e ho poi cominciato la mia carriera di lavoratore iniziata a 16 anni. Parliamo di FAS, bene. Allora si sapeva, e ho i documenti qui, dal 1977. Ci sono le foto dello schema, io qui. E lo sapeva anche il dottor Lorenzo Altissimo, nato a Lonigo, che difendeva chi utilizzava nel territorio, come sindaco di Lonigo attuale e come sindaco Boschetto di prima, che i FAS corrono sotto Lonigo
e non fanno nulla per fermarlo, non fanno nulla nemmeno le mamme non FAS. Io ho tentato in tutte le maniere di farlo e adesso ho fatto un promemoria che, se volete qualcuno, ne ho. Il dottor geologo Bartolomei nelle sue indagini aveva già scritto che esisteva un inquinamento conciario e chimico nelle falde. C'è Giornale di Vicenza, 14 settembre 1977, Sovizzo, l'acqua non è buona nemmeno per le bestie. Venivano servite le popolazioni di Sovizzo e Creazzo con le autobotti da Vicenza, perché non c'erano i comuni che le avevano, e della SETAF. Perché Sovizzo e Creazzo? Ma se l'inquinamento è prodotto di qua, come è di là? Allora dobbiamo vedere che la Rimar Miteni è appoggiata al Poscola. Poscola nasce a Castelumberto. Castelumberto si appoggia in sinistra valle e arriva a Montecchio Maggiore e si inserisce nel sistema Agno-Gua. Perché è inquinata di là? Perché dove è la Rimar Miteni è stata proprio costruita non in senso diagonale, ma si è appoggiata al Poscola per scaricare meglio. Quindi proprio costruito questo sistema. E siamo a 110 metri sul livello del mare. Val di Monino è in comune di Montecchio Maggiore, ma è di là, in Valle del Onte, che nasce anche lui a Castelumberto, che poi si chiama Retrone a Vicenza. Cosa succede? Siamo a 45 metri sul livello del mare. L'acqua non scorre, corre da una valle all'altra, e Bartolomei l'aveva ben documentato ancora nel 78. Ecco qui. Qui sotto c'è scritto il Misano, che è l'Unigo. È tutto rosso. Blu, Agno, sopra Trissino. Azzurro, Quarnienta. Tutto il resto, qui siamo a Montebello, a Giuliana. Tutto il resto è rosso. E lo scrive inquinamento conciario e chimico. 12 novembre 1916. Dove si fa un convegno. 1900? Hai detto? Che data? La data, l'hai detto. Giornale di Vicenza, eh? La data ultima che hai detto. 12. Allora, febbraio 1978. Non 16. 16 era. Ecco. Quindi 78 aveva documentato e scritto questo. Io l'ho mandato parecchie volte alle mamme non FAS. Non interessa nulla. Bon. Allora, il 12 novembre 2016 a Trissino c'era un convegno organizzato da Lega Ambiente. È cominciato con un'ora di ritardo. A un certo punto Lorenzo Altissimo, che è stato il luminare di tutta l'acqua potabile della provincia di Vicenza per 35 anni di fila, è andato in pensione e dice: sono a Nuvoledo che faccio così, mi arriva un militare della Ormec, la officina meccanica, l'officina meccanica che riparava carri armati alla Ghisa, con una bottiglia di un liquido giallastro puzzolente, ma non avendo la formula chimica l'ho mandato a casa. Stesso anno è registrato dal giornalista Milioni, questo, ho la traduzione, ero presente. Dice: si presenta da me un dipendente della Basmar, che è la conceria del gruppo Mastrotto, che vede a 400 metri dalla Miteni, con una bottiglia di colore giallastro e tutto, e con la formula chimica data dalla Rimar Miteni. Allora ho capito perché era inquinata la parte di Sovizzo. Io da quando sono nato ho visto che l'acqua va in giù. Come mai non si è mai preoccupato di avvisare tutte le popolazioni a valle? E questo è un rimorso che ho dentro. Quel giorno, se fosse stato a tu per tu, l'avrei strozzato. Non si può far ammalare 300.000 persone per non parlare.
e questo è ancora ben visto e fa conferenze in giro anche ora. Adesso ragioniamo perché è inquinato Arzignano. Da farsi. Ma scusa, se l'inquinamento è in sinistra valle, come mai è inquinato a destra? Allora, 20 giorni fa, in TG3, il sindaco di Trissino dice che con le barriere si può risolvere tutto. Finisco sulle barriere ma torno indietro. Lui non sa che la rima, la mia, quando è partita nelle scuderie della famiglia Marzotto, Giannino, e si è partita lì ed è scoppiata tutta. Non ricordo se è stato il 66 o 67, tutto giallo, Magnoli e cadute i fogli. Sindaco, ordinanza di chiusura e si sposta la rima dove è adesso. Bene, cosa succede? Che il sito lì non è mai stato bonificato e quando vai giù le fognature hanno un tubo abbastanza modesto, il depuratore di Trissino è quasi a Monte Chiamaggiore, quindi chilometri. Quando passa sotto l'agno un tubo, ma quando piove che viene giù dal monte, il tubone è così, allora si apre un portellone ed è quello che scarica anche i FAS che sono da su e mai bonificati. Ecco perché è inquinato Arzignano. Questo non ve l'ha mai detto nessuno? Strano. E allora se volete vederlo, allora, voi fate l'agno, date a Trissino, ci date per andarsene dentro e invece da su andate dritti, fate 500 metri, c'è un tratturo, date l'argine, andate giù e vedete un grande portellone, si apre a pressione e poi si chiude. Avete bisogno di carta igienica dopo un temporale, lì la trovate, usata. Bon. Allora, noi abbiamo il Brendola che è inquinato dai FAS perché dobbiamo ragionare in natura. La natura ha dei sistemi diversi. Quando c'è la piena, l'agno va dentro il bacino di Montebello. Perfetto, l'agno qua. Cosa succede quando è finita la piena? Che la falda continua ad andare per conto suo. Allora, il pettine ha una costa e tutti i vari dentini. I dentini sono tutte le varie sorgentine che alimentano le fiumicelle Brendola e sono inquinate. Non è mai bonificato nessuno. Il Montebello Vicentino, che è di qua, nasce il Togna, che è di là delle ferrovie, è inquinato anche quello. È quello che inquina i pozzi acquiferi di Almisano. Quindi quando vi parlano che si può bonificare, solo un pazzo può dire questo. È stato il 13 settembre all'Unico, io lo sapevo già, me l'ha detto un dipendente della Rima, ci vorrà minimo 100 anni per dilavamento. Allora questo corso d'acqua arriva all'Unico. Nel 1898 hanno fatto l'ospedale, con acqua tutto l'anno, e quindi ha fatto un condotto che passa sotto l'Unico e inquina l'Onigo, tutti i pozzi acquiferi privati, inquina Alonte, Orgiano, Spessa di Colonia Veneta, Asiliano, Poiana e ha messo fuori uso, oltre che i pozzi di 90, la parte di Soffizzo, anche qui 90 Vicentina. Si può chiudere? Sì, perché questi plessi sanitari sono stati lasciati al depuratore. Li ho appena scritto alle mamme, lo FAS. Non interessa niente. Viaggiano a scomparti chiusi. Hanno detto inizialmente, si parla tanto, ma non si include molto. Allora, vediamo un attimo la falda. Questa è una falda foto del gennaio del 2011. Ma scusa, l'alluvione è stata dal 31 ottobre al 2 novembre. E questo è il cartello di Monte Chiamaggiore e c'è un in canoa. La falda ci ha messo 40 giorni, 45 giorni a riempirsi e questa circolazione è stata riaperta quasi a marzo. Quindi vuol dire che la falda lavora in maniera diversa sopra o sotto. Quindi quando vi dicono che si può bonificare, vi stanno prendendo in giro. Basta così? Grazie. Altri interventi? Prego. Ti presenti perché non so.
Grazie. Marco Lungo Claudia, io sono una giurista ambientale. Innanzitutto ringrazio gli interventi di oggi che sono stati dalla mattina ad oggi particolarmente interessanti e volevo ricollegarmi a quello che aveva detto la dottoressa Rossi, no? Che spesso e volentieri in questa situazione ci sono più domande che non risposte, ma io partirei da un altro punto di vista, nel senso che io ho l'idea, non so quanto condivisibile, comunque un'idea che i PFAS rappresentino un punto di svolta. Non ce ne stiamo rendendo conto, almeno a livello generale questo non è percepito, ma è sicuramente una situazione, un dramma epocale secondo me, di cui ancora non conosciamo la portata, non conosciamo assolutamente le soluzioni e soprattutto non ne siamo consapevoli. Sono assolutamente d'accordo con quello che diceva stamattina Titta. Tra l'altro ci sono 5 punti che secondo me, sarò brevissima, devono essere, o almeno meritano di essere evidenziati. La prima, sono delle sostanze completamente antropiche. Si parlava prima di biologia, aggiungerei la capacità di resilienza, la capacità di rispettare quelli che sono non solo le leggi della fisica, ma tutte le leggi della natura. Queste sostanze sono frutto dell'ibris, no? Della tracotanza umana di poter dominare, tra l'altro nell'assoluta non consapevolezza o ignoranza dei suoi effetti, delle sue dinamiche. Le stanno studiando, guardate che sono dagli anni 50 che li studiano i PFAS, prima i PFOA, prima i PFOS e adesso le nuove generazioni. Per cui c'è un problema di assoluta non conoscenza, per cui si sfida sostanzialmente un qualcosa che non si conosce. Dall'altra parte c'è un'assoluta poca conoscenza di quelli che sono gli effetti dovuti al fatto che i dati sono in gran parte posseduti dalle società che lo producono, dagli scienziati che chi più chi meno possono avere a disposizione questi dati, ed è chiaramente evidente che gli scienziati più liberi, più autonomi, più indipendenti facciano fatica a ovviamente avere le risorse economiche, le risorse scientifiche e tecnologiche per dare appunto contezza di questa situazione. Quindi c'è un problema di conoscenza legate a queste sostanze che sono non solo ubiquitarie, che è già un problema, perché ovviamente sfida le leggi della competenza dei giudici e della competenza dei legislatori, ma sono bioaccumulabili. Quindi non è che io se le riverso adesso di fatto risolvo il problema, no, perché poi queste si sono accumulate dagli anni 50 ad oggi, se ne accumulano in quantità ovviamente esponenziali da matrici diverse, acqua, suoli, si è parlato di fanghi e quant'altro, e oltre a questo c'è anche un altro problema, che quelle di nuova generazione, che siano i corti, gli ultracorti, gli metaboliti, si diceva, ma insomma sostanzialmente tutte quelle che sono i prodotti di degenerazione di questi PFAS dovuti a varie processi, in alcuni casi sono anche più pericolosi, e quindi alla pericolosità della non conoscenza abbiamo una pericolosità esponenziale sotto l'aspetto del fatto che è una categoria aperta, e questo ci porta al secondo problema, che è legato, no, al fatto che si diceva prima della tracotanza e della posizione dell'uomo nei confronti della natura, che noi siamo convinti, non tutti evidentemente, però insomma generalizziamo, che con i limiti, che poi cambiano, abbiamo visto nel tempo, con le leggi, con tutta una serie di principi, alcuni assolutamente meritevoli a livello europeo, si risolve il problema. È come, qua ci sono tanti medici, no? Cercare di tappare con un cerotto una lesione dell'arteria femorale, cioè palese che non è fattibile questa cosa. Ecco, perché? Perché sostanzialmente è molto più difficile, è venuto fuori oggi, pensare a un cambiamento totale del sistema, della produzione, dei consumi. Noi non sappiamo il tonnellaggio dei consumi, il tonnellaggio della produzione che viene immessa nel mercato, nelle matrici, non lo sappiamo, sono segreti aziendali o comunque sono coperti da tutta una serie di limiti. Quindi non siamo in grado neppure di capire quanto contaminate sono le varie matrici. Come pensiamo di poter risolvere? Come dire a un dottore: risolvi l'ipertensione, non sai neanche quanto ha di pressione la persona. Adesso utilizzo strumenti che non sono miei, ma insomma sono di comune buon senso. Questo è il terzo aspetto. Il quarto aspetto: deleghiamo purtroppo a una politica, con una P piccola per ovvie ragioni, le soluzioni. Ora,
io sono profondamente convinta che i politici che ci sono adesso, a livello generale, ma soprattutto purtroppo a livello nazionale, non diano delle grandi garanzie di affidabilità, di competenze e di sensibilità. Insomma, se me ne trovate qualcuno io sono assolutamente felice, però insomma diciamo che come media non mi sembrano particolarmente sensibili. A livello nazionale e a livello regionale, cioè se uno si va a guardare la storia, si diceva della, come dire, minimizzazione di certe dichiarazioni. Io ricorderò sempre l'assessore alla regione che tutto trionfale ad agosto diceva costringiamo la Miteni alla bonifica, e pochi mesi dopo, a novembre, l'ex Miteni portava i libri in tribunale. Beh, insomma, cioè, o ti calmi nell'avere toni trionfalistici oppure c'è qualche problemino di conoscenza della situazione. Quindi c'è una inadeguatezza della classe politica che penso insomma sia abbastanza sotto gli occhi per la novità del problema, per tutta una serie di, che so io, pregiudizi, per una serie di non conoscenza dei dati o anche per la malafede, non lo so, io ve li butto lì, non ho risposte, ho domande. Però è un problema che va affrontato. Sono scettica sul fatto che possa essere affrontato solo lasciando agli scienziati, perché ritorniamo al solito problema dei limiti. E questo mi porta all'ultima questione. Non è forse, e chiudo con una domanda, una questione di bisogni essenziali? Si diceva, no? La pellicola della pastiglia. A livello europeo si sta discutendo, banniamo, adesso non mi viene il termine in italiano, vietiamo l'uso dei PFAS, la commercializzazione dei PFAS, salvo gli usi essenziali. Io sarei più restrittiva rispetto al protocollo di Montreal, secondo me la guerra e le armi non sono uso essenziale, però rimaniamo su quelli che sono funzionali alla salute delle persone. Cioè, secondo me è fondamentale riflettere adesso su quali sono effettivamente i bisogni e le necessità e le priorità delle persone. A maggior ragione, visto che, e ritorno agli scienziati, mi sembra che ci sia un'ampia condivisione da ormai una decina d'anni con i vari manifesti che i vari scienziati hanno detto, che, rimango sui PFAS ma si potrebbe allargare ai pesticidi e compagnia danzante, per non parlare delle microplastiche, appunto restando al fatto che siamo ad un punto di non ritorno. La comunità scientifica è generalmente abbastanza compatta nel dire che, pur con le ignoranze che abbiamo detto, con i limiti conoscitivi che abbiamo detto, non tutti voluti, molti indotti, effettivamente il problema dei PFAS è epocale, perché ci chiama a sostanzialmente smettere di delegare, non neppure, diciamo così, pensare che sia un problema di altri, perché con le soglie di contaminazione che noi non conosciamo perché non ci fanno fare le analisi dei cibi o non le rendono pubbliche, forse alcuni di voi hanno le analisi del sangue, ma magari solamente dei figli, le proprie non tutti, immagino. Le zone sono circoscritte. Donata sta facendo un'operazione assolutamente ammirevole di comunicazione con i ragazzi, io lo faccio all'università. Però vi assicuro che il problema non è che non sia sentito, non è conosciuto. E questo, secondo me, è l'aspetto più grave e sì criminale, perché le amministrazioni pubbliche, ricordiamocelo, sono come dicono sempre le mamme no fas, la prolungazione dei nostri bisogni e desideri. Il fatto che si arroghino di decidere sulla pelle delle persone senza informarle, senza neanche riconoscere loro il diritto di sapere che cosa mi deve essere come dire, immesso senza il mio consenso, alla faccia della Convenzione di Oviedo, nella pelle, nel sangue, eccetera eccetera, io lo trovo veramente un atto criminale. Grazie. Faccio un breve intervento io, che avrei dovuto farlo all'inizio ma ho saltato per lasciare spazio. Riporto alcuni dati, e sono dati che derivano dallo studio che prima ho citato dei tecnici dell'Unione Europea che preparano le delibere che devono essere prese. Primo dato, che viene da questa bozza, una bozza di 77 pagine che il Guardian è riuscito ad avere e ha reso pubblica, ma che in Italia solo il Salvagente in piccoli spunti ha reso pubblica. Sentite questo dato. I risparmi sanitari derivanti dai divieti di sostanze, stiamo parlando della messa al bando, no? In questo caso, chimiche, supererebbero di 10 volte i costi per l'industria.
cioè i pagamenti ridotti per il trattamento di malattie come il cancro, l'obesità ammonterebbero a 11, Linetta 31, quindi diciamo circa 20 miliardi di euro l'anno. I costi di adeguamento per le imprese, perché devono modificare la produzione, ammonterebbero tra 0,9 e 2,7 miliardi, diciamo 2. 10 volte, 20 a 2. Questo è il primo dato che viene dall'apparato tecnico dell'Unione Europea, non dall'esterno. Secondo dato, conseguente a questo. Se il costo sociale, cioè i costi che abbiamo detto prima, del PFAS o dei PFAS, ripristino di suoli e acque, biomonitoraggio dell'inquinamento, cure sanitarie dovute all'esposizione, eccetera, fosse pagato dall'azienda, in questo caso è l'azienda Solvay perché è stato fatto per la Solvay questo conto, ma vale per tutte, dovrebbe vendere i PFAS a circa 19.000 euro al chilogrammo, mentre oggi lo vende a 19 euro al chilogrammo, 1000 volte. Questo è il secondo dato, che ripeto vengono dall'entourage tecnico dell'Unione Europea. Quindi si sa benissimo di cosa stiamo parlando. E poi c'è un terzo dato che non viene dall'entourage ma viene dallo studio della situazione. Le lobby che ci sono a Bruxelles. A Bruxelles 12 membri dell'industria PFAS hanno 72 singoli lobbisti in pianta stabile a Bruxelles e una spesa annuale che va dai 18,6 ai 21 milioni di euro all'anno. Una piccola spesa, no? Questo è ciò che dice Guardian, che ha studiato la questione. Questa lobby è quella che fa sì che in questo momento stanno prevedendo, uno di questi tecnici che ha parlato con Guardian in maniera anonima, ovviamente, si sta parlando di ridurre a 1/10 i divieti che erano proposti dai tecnici rispetto a questi veleni chimici. Si stanno tagliando il 90% delle proposte e dice sempre questo tecnico, sembra che siccome la cosa è in esame e andrà probabilmente a dicembre, che le opinioni non stiano cambiando. Queste sono le opinioni che stanno nella Commissione Europea ovviamente e nella maggioranza del Parlamento Europeo. Lui cita in particolare il Partito Popolare Europeo, quello dove ci sono dentro le destre, diciamo, non l'estrema destra ma le destre, e questi vogliono assolutamente che si fermi questa pazzia di tagliare. E poi cita Macron, che chiede una pausa normativa nel diritto ambientale per aiutare l'industria, e cita il primo ministro belga De Croo, che dichiara: se stiamo sovraccaricando le persone con regole e regolamenti rischiamo di perdere il sostegno pubblico all'agenda verde. E questo è proprio, sono i motivi. Poi il Partito Popolare Europeo, come dicevo, in settembre del 22 ha proposto una moratoria normativa per ritardare questi atti che aumenterebbero inutilmente i costi per le imprese. E questo regolamento che si sta modificando si chiama REACH, è quello su cui si sta lavorando, e dicono: fermate un attimo perché altrimenti i nostri amici industriali non ce la fanno, insomma. Grazie. Sì, certo. Allora, due commenti, non mi serve il microfono. Due commenti agli interventi. Costi esterni. Io da una vita dico che se calcolassero i danni del Prosecco, i danni dei costi che produce il Prosecco, i costi esterni, questi sarebbero incalcolabili. Voi pensate cosa costa il recupero di una falda acquifera, di un pozzo inquinato, di un ecosistema che è sparito letteralmente,
dove non ci sono più uccelli, insetti, lucciole. Le lucciole sono quelle che si vedono di più, però la miriade di insetti. Bene, l'abbiamo chiesto più volte, non è mai stato fatto un'analisi di morte, per esempio, degli uccelli, perché gli insetti muoiono, ma gli uccelli muoiono perché non hanno più insetti da mangiare. In Francia sono stati fatti questi calcoli, 70-80% degli uccelli sono spariti a causa della sparizione nelle coltivazioni intensive dei vigneti, che spariscono al 90-95%. Quindi vedete che tutto è legato, perché poi gli uccelli sono di diverso tipo. Luca Mercalli dice chiaramente su 9 indicatori globali di rischio, 6 sono ormai fuori controllo. Il discorso del clima, il discorso degli ecosistemi che stanno per morire, pensate ai mari che sono sovrasfruttati, che sono morti, uccisi dalle microplastiche, eccetera, pensiamo alla deforestazione, eccetera. Ecco, al discorso dell'azoto, del fosforo, sono tutte situazioni chimiche, perché anche il clima ha un cambio chimico. Se voi dite che da 360 siamo passati a 420, questo è un cambio solo per la CO2, poi è aumentato il metano, è aumentato il vaporacqueo che viene portato in alta quota dagli aerei. Questo è importante. Il vaporacqueo è uno dei 5 elementi che produce effetto serra. Voi sapete perché la grandine diventa sempre più grossa? Perché si è abbassato attraverso l'albedo la condensa delle nuvole, perché il riscaldamento ad alta quota si abbassa sempre di più, lo spessore delle nuvole si sta innalzando spaventosamente e i condotti di spirale che portano sulla grandine diventano sempre più lunghi, e allora la grandine si ingrossa sempre di più, finché la gravità la fa cadere a pezzi sempre più grossi. Vedete il fenomeno dell'ingrossamento della grandine? A casa nostra qualche mese fa ha spaccato tetti, tutti i pannelli solari, un disastro, i vigneti e tutto quanto. L'ultimo discorso, considerazione è, ho sentito qui, l'ecologia è un atto egoistico. Certo, fare l'ecologia vuol dire salvare il mondo, respirare meglio, mangiare meglio, vivere più a lungo, è un atto egoistico, ma è anche un atto solidale. Ecco perché si parla di egoismo e di solidarietà. Sembrano due contrapposizioni, invece no. Se lotto per la mia sopravvivenza, automaticamente lotto anche per la sopravvivenza degli altri. E poi un'altra linea guida fondamentale è il discorso di cominciare a rivalutare i 2 principi europei. Il primo è quello di precauzione, cioè ogni atto economico, politico deve essere valutato sui danni che vengono prodotti contro il rispetto della natura. Non basta il secondo principio, chi inquina paga. Qui pagano tutto. Adesso i lavori a tempo indeterminato non contano più, perché tanto non esiste più la giusta causa. Quel giorno che quello vuole licenziare gli dico ti do 1.000 euro, vai pure fuori da... Non esiste più neanche la giusta causa che permetta la dignità di mantenere una dignità dentro il posto di lavoro, qualsiasi questo esso sia. Ecco, dobbiamo riaggiustare tutti questi meccanismi, altrimenti non andiamo da nessuna parte. Grazie. Concludiamo con l'intervento di Tita. Breve. Prima, conoscendo tutti i tagli, le vergogne che avvengono nel nostro sistema sanitario, dove l'Europa continua a ordinare di tagliare affinché possa crescere una sanità privata parallela a pagamento, è successo un caso, uno dei tanti che ho letto sul giornale di Vicenza, per cui il direttore generale, che è una signora dell'USL di Schio e di Bassano, ha deciso che da ora in poi gli ammalati che devono fare la dialisi perché hanno una malattia di reni e ogni 2 volte alla settimana devono andare a cambiare il sangue perché se no muoiono, devono pagarsi il viaggio per arrivare da tutte le parti dell'ULSS fino all'ospedale di
Sant'Orso. Una decisione crudele, perché molta di questa gente non ha i soldi per farlo. Non esistono nemmeno trasporti pubblici adeguati per venire dalle periferie più lontane, non so, da Posin, da Velodastico o da altri posti fino all'ospedale. Allora un direttore generale che fa questo nei confronti di una categoria di pazienti che già soffre moltissimo, secondo voi, se dipendesse da voi decidere se deve restare a dirigere la ULSS o andare via, cosa direste voi, tutti quanti voi? Cosa direste? Deve andarsene, sì? Lo direste tutti o c'è qualcuno che non è d'accordo? Ecco, questa si chiama democrazia. Questo significa che devono essere i cittadini a giudicare coloro che amministrano la cosa pubblica e i beni comuni, che dobbiamo scegliere e portare avanti nuove forme di governo del territorio, di governo dei beni collettivi. Quando fu fatta la legge di riforma sanitaria, non era stato stabilito che fossero i presidenti della regione a occupare tutti i posti degli ospedali, delle ULSS, eccetera, mettendo i loro scherani e i loro colonnelli a governare la sanità, perché la sanità non doveva essere governata dall'esecutivo, non solo dalla politica, ma dall'esecutivo addirittura, cosa personale del presidente Zaia. La sanità, era stato stabilito che si facessero delle assemblee popolari dove ci fossero i sindaci, membri dell'opposizione, i sindacati, le associazioni, che dovevano all'inizio essere coloro che da un lato chiedevano ai tecnici quali fossero i programmi che avevano intenzione di portare avanti e dall'altro esprimevano un giudizio se queste cose erano state fatte veramente come dovevano essere fatte. Perché ho detto questo? Ho detto questo perché oggi, proprio dall'analisi di un processo che va in senso opposto, l'abbiamo detto stamattina, per cui i centri di potere sempre più si restringono e gli spazi di democrazia vengono sempre meno, dobbiamo dare una risposta collettiva per riacquistare i nostri diritti umani. Ed è una scelta politica, è stato detto che è una scelta politica, quella di, partendo dalla nostra Costituzione e dalle nostre leggi dello Stato, che è importante, anche se adesso sempre più viene attaccato dalla Commissione europea perché faccia sempre tagli, sempre tutto, anche sugli impiegati, su tutto, perché dalle leggi della Costituzione si arrivi a un allargamento, alla possibilità di avere delle assemblee dove sono rappresentate come dicevo prima, le associazioni, i cittadini, i sindacati, i consiglieri comunali di maggioranza e di minoranza, assemblee pubbliche che abbiano il compito di controllare i servizi pubblici, verificare se i dirigenti stanno facendo l'interesse dei cittadini oppure stanno facendo gli interessi di qualcun altro, se stanno portando a catafascio le ULSS perché vogliono favorire gli studi privati e la medicina privata e lo fanno cinicamente fregandone della sofferenza umana, o se stanno facendo invece il loro dovere, per cui è bene che rimangano lì a combattere contro chi vuole far venire tagli anche dall'Europa. Questo significa, e allora quando noi diciamo che è necessario battersi perché la gente sia consapevole dei propri diritti, sappia cosa sta succedendo, perché oggi questa giornata non è stata affatto inutile, perché c'è stata tanta gente che ha ascoltato, che ha capito, ma non basta. Bisogna che l'informazione sia capillare, che raggiunga tutti, bisogna che la gente venga svegliata da questo torpore creato dai mass media governati dal potere, da quelli che ci dicono che è morto un Presidente della Repubblica che ha fatto tanto bene semplicemente perché ha lottato contro
la chiarezza che si poteva fare sugli accordi Stato-mafia, quelli per cui è morto Borsellino, non è andato nemmeno a testimoniare le cose che aveva fatto, è passato come un grande uomo. Ma chi è che lo sta cantando? Lo stanno cantando i complici del liberismo, quelli che dall'altra parte stanno chiedendo che si abbassano gli stipendi degli impiegati pubblici, come abbiamo detto stamattina, che si privatizzi sempre più la sanità, che si abbassino le pensioni, perché lo Stato deve risolvere il problema della spesa pubblica tagliando il welfare. Allora, io sono a favore di un'Europa dove tutti i popoli decidono armoniosamente di collaborare insieme, cosa che non sta avvenendo, che decidano di capire anche la responsabilità che hanno avuto e che hanno di avere affamato il resto del mondo, per cui adesso la gente viene qua, ma la gente viene qua perché noi gli abbiamo rubato tutto e continuiamo a rubarglielo. Siamo noi i criminali e pensiamo di risolvere il problema facendo un muro o mandando le navi a sparare sulle barche, quando dovremmo andare lì a restituire quello che abbiamo rubato. Ecco, allora oggi abbiamo capito tante cose, abbiamo capito veramente cosa può fare ancora, cosa possono fare ancora i cittadini. Abbiamo capito che il problema delle FAS non è soltanto un problema scientifico, ma è essenzialmente un problema politico. Perché? Perché in 10 anni non è stato fatto niente né per bonificare i territori né per fare attuare una certa prevenzione per le mamme che devono partorire, per i bambini che nascono, per le persone che ne hanno tanti, per gli operai che lavorano nei depuratori, che lavorano nelle discariche. Ho avuto io un mio paziente. Io non capivo perché questo a 50 anni aveva tutte le malattie che poi ho scoperto anni dopo erano tutte correlate alla contaminazione da FAS. È morto questa persona, lavorava nel depuratore di Arzignano. Ora ho capito dopo, quando io non ero più medico di famiglia quando lui è morto. Ma ora ho capito perché lo conoscevo e vedevo e non capivo perché aveva tutte queste malattie e tumori. È lo stesso, anche adesso, giustamente, come ha detto Giampaolo, bisogna anche che ci muoviamo nella prevenzione anche noi dal basso, perché se noi non imponiamo l'analisi dei FAS ai lavoratori che si trovano a lavorare nelle concerie, nelle definizioni, nel depuratore, nelle discariche, nelle cartiere, avremo altre migliaia di casi miteni. Poi diremo, ma come? Avremo migliaia di casi miteni. Ma in questo momento, malgrado l'esempio che c'è stato degli operai miteni, di cui molti sono già morti, in questo momento ancora il Dipartimento di Prevenzione della Regione non consente che si facciano gli esami del sangue né ai lavoratori, né alle mamme che aspettano un bambino, né ai bambini che nascono, né quelli che vanno alle primarie. Allora, questo convegno è il terzo che facciamo, ma noi vogliamo andare ancora avanti, vogliamo dare ai cittadini la possibilità di essere protagonisti di un cambiamento, perché noi ci crediamo nel cambiamento, ma perché ci sia il cambiamento, come fa Donata, come facciamo noi tutti che andiamo nelle scuole e parliamo chiaramente ai cittadini, ai ragazzi, noi dobbiamo anche riuscire a parlare quotidianamente con i cittadini e fare capire i loro reali interessi, di non distrarsi, di stare attenti, perché gli stanno levando la sanità, gli stanno levando le cure, gli stanno levando tutto, li stanno imbrogliando e dalla mattina alla sera accompagnano questa loro azione di espropriazione del welfare, la accompagnano con trasmissioni che tendono ad addomesticarli. La gente è distratta, non se ne accorge, ma poi quando va all'ospedale e trova una fila di 100 persone, allora se ne accorge. Poi quando gli arriva che l'hanno licenziato così senza poter far più nulla perché hanno cancellato i diritti dei lavoratori, cancellando un partito di sinistra col Jobs Act ha cancellato il diritto di non essere licenziato. Ebbene, allora diciamolo chiaramente,
Dobbiamo svegliarli. Loro pensano che sia un problema soltanto personale. Se una figlia ti muore di cancro giovane, pensa che sei stato sfortunato. Non è così, è stata uccisa dai veleni, come diceva giustamente Gianluigi, lasciati nei campi, buttati in continuazione, e che distruggono. Quindi da una parte ci tolgono la sanità, dall'altra parte ci avvelenano in mille maniere, perché la cosa a cui credono solamente è il profitto di pochi sul male e sulla sofferenza di tutti. Allora, il nostro compito sarà nei prossimi giorni, nei prossimi mesi, cercare di avere un maggiore contatto con i cittadini, di stare in mezzo alla gente, di aprire dei gazebo, di spiegare quello che succede, di dire state attenti, siete voi che dovete decidere della vostra vita e della vostra salute. Grazie.